Sì,
Avete sentito con quale musica, con quale brano veramente bellissimo di questa opera fantastica, grazie ai solisti veneti che avete sentito stamattina. Poi lamentatevi che la Mirella non vi sveglia bene, altro che bene, di più. Ringrazio anche l'avvocato Roberto Miotto, vice direttore Fondazione Famiglia Treviso, grazie avvocato di essere qui. E poi andiamo da Walter De Cassan, vicepresidente Federalberghi di Belluno e Dolomiti, tanti soldi, tanta gente, tanti turisti, tanti cantieri, per fortuna che ci arriva anche un Fiade Neve che ha coperto un po' tutto, se no sarebbe stata una disperazione. Vedo che almeno faccio sorridere Walter De Cassan, ma è proprio così, almeno si dice. Allora partirei proprio da lei, Walter De Cassan, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Ormai siamo prossimi sia anche a queste veramente vacanze invernali, vacanze di Natale che dureranno fino all'Epifania. Com'è la situazione? Poi partiranno queste Olimpiadi. Ecco, come la vedete voi? Prego De Cassan. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Ma fra i tanto che lei ha detto in apertura, ce n'è uno che è sbagliato, quello della tanta neve purtroppo, perché neve ne abbiamo un po' poca ultimamente e abbiamo temperature che francamente pare di essere a giugno a tratti. No, a parte le battute, sì, ci stiamo preparando a questo evento mondiale naturalmente che saranno le prossime Olimpiadi di febbraio e Paralimpiadi di marzo del 2026. I tanti cantieri sono ancora aperti, sì, gran parte sono in chiusura per fortuna, specialmente per quanto riguarda le infrastrutture viarie che verranno terminate fra dicembre e gennaio, che erano la questione più problematica. Oltre alla pista da bob, la pista da bob è già operativa, hanno già fatto delle gare a novembre sia di bob che di slittino che di skeleton, se non vado errato. E hanno detto tra l'altro che la pista da bob nuova che hanno rifatto a Cortina risulta essere meravigliosa, questo detto dai bobbisti. Ecco, quello che costa del Cassan mancaria che fosse anche brutta. No, non so, vero? No, intendevo no, dire beh, quando ci vuole, no? Intendevo dire tecnicamente dal lato prettamente sportivo. Meno male, meno male. Allora sentiamo anche l'avvocato Miotto, avete sentito, ecco, si spera molto su questo turismo, in effetti abbiamo anche bisogno di questo, veramente siamo il bel paese, tutti non vedono l'ora di arrivare in Italia, abbiamo sentito anche ieri per quanto riguarda i nostri cibi, ecco, i nostri ristoranti, perché è inutile da dire, gli stranieri quando vengono qui si innamorano del nostro paese, tanti aprono attività perché veramente, ma dove vai? Meglio dell'Italia, ma dove vai? Anche come mangiare, non c'è niente da dire. Però la situazione delle famiglie è diversa o sbaglio, avvocato Miotto? Beh, chiaramente le famiglie non possono che essere contente, insomma, che ci siano questi appuntamenti così importanti che attraggono famiglia, che attraggono altre famiglie, che attraggono turismo, che quindi insomma in qualche modo contribuiscono alla ricchezza del nostro territorio, dell'Italia e anche del Veneto. Devo dire che però rispetto, diciamo, a quella che è la situazione generale delle famiglie, ci troviamo in un momento di particolare difficoltà, insomma i sentori sono quelli di difficoltà legata soprattutto anche a un aspetto economico, perché come tutti ben sanno i costi sono sempre in aumento, i costi della vita, i salari non sempre vanno di pari passo, anzi c'è sì un aumento sensibile ma non sufficiente a coprire quello che è stato il gap, insomma, dell'inflazione in primis. A ciò si aggiunga anche la problematica chiaramente legata anche agli enti locali che fanno il possibile ma anche loro devono chiudere il bilancio e quindi anche dal punto di vista dell'erogazione dei servizi anche loro sono costretti ad aggiornare anche quelle che sono le rette e quindi anche in questo senso i costi e essere famiglia diventa sempre più una scelta difficile e noi questo purtroppo poi lo constatiamo in quello che è la conseguenza diretta, cioè l'inverno demografico. Chiedere ad una giovane coppia di avere delle prospettive future, di poter gestire una situazione familiare che possa prevedere anche la nascita di un bambino, chiaramente è un pensiero
che da un punto di vista economico è effettivamente impegnativo. Anche perché io penso che i nostri giovani, perché qualcuno dice una volta, io penso che dobbiamo smettere di dire una volta, perché non è più una volta. I nostri giovani sono cresciuti in un ambiente molto diverso, ecco, in un benessere che loro non se la sono cercati, l'hanno trovato, perciò è inutile dare la colpa a questi giovani, non fanno, non vogliono. Loro si rendono forse conto benissimo che la situazione non è dei migliori e devono andare all'estero per avere il rispetto del loro lavoro che hanno fatto, perché giustamente gli stipendi sono diversi, l'abbiamo sentito anche qui. Abbiamo una realtà veramente che non si riesce a capire, perché qualcuno, e qua glielo dico avvocato Miotto, non riesce a colpire la speculazione che sta facendo da padrona, che ha un nome e cognome, perché non è che tutti questi aumenti di prezzi siano così veramente gestiti nella maniera più trasparente. Tutti stanno zitti, il problema è che i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, e è stata veramente distrutta la via di mezzo, sì. Ecco, che era la famiglia che metteva tutti i giorni denaro liquido in circolazione, e questo non avviene più. Lo sentite anche voi, De Cassan, questo problema di queste famiglie che una volta venivano a fare le vacanze, magari di una settimana, il ceto medio praticamente, dove veramente lavorava ma cercava anche lui di fare qualcosa per staccare la spina. La sentite? E soprattutto ieri ho avuto 2 rappresentanti di Lignano e di Jesolo, che parlare di turismo, il problema è trovare la manodopera, questa manodopera che scarseggia. Ecco, qualche imprenditore ha capito che forse deve pagare bene la manodopera, se no non arriva, e qualcuno lo sta facendo e l'ha già fatto. Com'è la situazione in montagna, De Cassan? Allora, queste problematiche di cui ha parlato lei si sono sentite anche qui, però ricordiamoci che c'è anche stato negli ultimi 15 anni un cambiamento nel modo di fare la vacanza. Non si fa più come si faceva 30 anni fa, le famose 3 settimane di agosto, ma queste 3 settimane, 4 o 5 quanti siano, sono spesso spezzettate durante tutto l'arco dell'anno, cioè la gente fa più vacanze ma più brevi. Questo è un trend che si è notato da 15-20 anni a questa parte. E la seconda parte della domanda in questo momento non me la ricordo. Scusi. Il personale che manca, che non è pagato abbastanza. Ma allora, ci sono sì dei casi in cui viene pagato poco il personale, è inutile discuterne, non nel nostro settore ma anche in tanti altri settori. È facile sparare ad alzo zero sugli alberghi, che sono quelli che non pagano, che sfruttano, eccetera. Ci sono casi, il problema c'è, ma non bisogna sottovalutarlo, ma non vorrei che si generalizzasse che tutti gli albergatori sono degli sfruttatori del personale. Ultimamente, in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, il problema è un po' cambiato, nel senso che c'è meno crisi di manodopera rispetto a quello che ci può essere stato fino a 2 o 3 anni fa. Però De Cassan, sì, è vero quello che dice lei, non bisogna sparare nel mucchio. Il problema è però che gli stipendi, anche se hai un contratto regolare, sono bassi. Questa è la verità. Cioè voi applicate quello che il contratto dice, poi ci sarà qualcuno che magari ha una coscienza diversa e capisce bene che con questo stipendio questa persona non riesce a gestirsi, anche perché se deve pagarsi anche l'alloggio. Capite bene che il discorso diventa veramente terribile. Ma il problema è che ci vorrebbe veramente un cambiamento radicale. Noi abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, e parliamo in generale, quelli sono gli stipendi, abbiamo le pensioni più basse d'Europa, perciò io non devo essere fortunato ad avere quell'albergatore, quel ristoratore che mi paga bene, io dovrei avere quello che mi spetta di diritto, che è una paga dignitosa. Avvocato? Su questo insomma non può che sfondare una porta aperta. Chiaramente bisogna sempre cercare di mettersi nei panni di entrambe le parti, perché comprendo che a loro volta anche gli stessi albergatori
comunque datori di lavoro si trovano di fronte a delle diciamo, circostanze oggettive che non permette sempre loro di poter sostenere anche un aumento del salario in maniera così importante. Mi riferisco semplicemente ad esempio a quello che è il costo del lavoro, d'accordo? Forse ci dovrebbe, cioè, diciamo, la prospettiva, più che puntare ad una conflittualità tra le parti, dovrebbe portare effettivamente datori di lavoro e associazioni e di categoria o comunque le varie rappresentanze a sedersi allo stesso tavolo e cercare di capire insieme alla politica come poter intervenire concretamente per risolvere il problema. Una risoluzione del problema potrebbe proprio puntare sull'abbassamento del costo del lavoro. Questo permetterebbe ai lavoratori stessi di avere maggiore potere d'acquisto e dall'altra parte ai datori di lavoro di curare e di avere anche un certo tipo di scelta di competenza del lavoratore, che si metterebbe quindi a disposizione in maniera totalmente diversa. Quindi io dico sempre, ho sempre ragionato in quest'ottica, l'ottica del sedersi allo stesso tavolo per cercare di affrontare il problema, però l'altro grande passo è avere la volontà di sedersi al tavolo e avere la volontà di avere una progettualità, un progetto che porti a un risultato finale, e questo purtroppo non è sempre facile. Mi pongo dal punto di vista delle famiglie e dico che ecco, una cosa che tutti dovremmo avere ben presente è che quella ad esempio della natalità è una situazione di emergenza assoluta che dovrebbe essere presa in considerazione da subito, proprio perché ha implicazioni nel turismo, ha implicazioni nell'economia, ha implicazioni anche per gli stessi single, perché chiaramente la denatalità ha un impatto economico in termini di sostenibilità, di welfare sociale, in termini di sostenibilità di pagamento della contribuzione, che dovrebbe far pensare tutti, prima, fra tutti chiaramente anche a livello nazionale, che ci sia un serio investimento sulla famiglia, ma non per fare una questione ideologica, proprio è diventata una questione prettamente, come dire, utile per tutti e per la collettività, sia per la funzione della famiglia, sia dal punto di vista del suo impatto anche da un punto di vista economico. Più chiaro di così, abbiamo Rinaldo in linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Vi ricordo a tutti quanti che viviamo nel 2000, va bene, siamo nel 25, va bene, non siamo una volta. I problemi di adesso non sono qui una volta, non si può neanche. Guarda, sono andato a fare spese una settimana fa, allora che mi volevo la sua metà, una vita, fino a 76 anni, a Rialto, vabbè. Se vivo gli alberghi facciamo. Adesso mia moglie è andata a Doccauli a 5,80 € al chilo. Ma dove sta questi prezzi? È assurdi. Ma vi rendete conto? 50 €, una volta era 100.000 franchi. Con 100.000 franchi ti andavi a mangiare su un hotel, su un albergo 5 stelle. Adesso non ti vai neanche in pizzeria perché ti va a mangiare. È il costo del denaro, il denaro non va più niente. Cosa sei? Uno va a 1.200 €. Cosa fare? Non so neanche se basta partire per pagare la pizza, la luce e a guardare. I politici parlano con che a bocca gira, ma parlano perché? Perché li metti a 25 e cosa che chi fa? Mi si scherza via per il fatto che io non costruisce niente, cosa che chi produce? Aria con la bocca. Adesso qui noi che andare a Venezia, gli dà fare tutto ori, gli dà da fare. Non sai neanche dove che sia Venezia, non sai neanche i problemi di Venezia, neanche li conosce. Venezia, io voglio i veneziani che hanno fatta, che ha vissuto una vita, che conosce i problemi, perché non c'è tutto vero. A Venezia una volta il gondolieri lavorava 6 mesi l'anno, dopo chiuso perché non vedeva più i turisti e qualcosa che ne sono per me, va bene, ma adesso si cambia tutto. Siamo nel 2025. No, hai ragione, ma non solo Venezia, anche a Roma qualcuno non la conosce, è parlamentare, ma non ha fatto una volta
presenza in Parlamento una volta e piovono, guardate che arrivano dai 15.000 ai 20.000 euro ogni mese. Questo non si è presentato, l'avete sentito? No, una volta in Parlamento. E i partiti e le segreterie cosa dicono? Cosa fanno? Tutti in silenzio? Sono soldi nostri, sono pagati quei soldi nostri. E sentite che cifre, questo non ha neanche la decenza di presentarsi in Parlamento. Grazie, grazie Rinaldo. Andiamo a vedere anche questo bilancio proprio a Belluno, bilancio turismo estate, è stato fatto da poco, poi sentiamo Walter De Cassan. Estate agli sgoccioli, guardando indietro bene giugno, meno luglio, e il termometro per fare i conti sono i proventi dai parcheggi. Devo dire che in Alpago, inteso anche come conca dell'Alpago, il turismo quest'anno, nonostante il tempo non sia stato clemente con noi, specialmente nel mese di luglio, comunque ha registrato numeri in crescita anche quest'anno rispetto al 2024. Complice è stato un giugno dal punto di vista del meteo sicuramente buono e favorevole, che ha visto, per quel che riguarda il solo comune di Alpago, una maggiore entrata anche relativa ai parcheggi. Questa entrata è di fondamentale importanza perché ci consente dopo non solo di mantenere i servizi, specialmente nell'area della spiaggia, di fare ad Alpago, ma ci permette anche di investire nel settore turistico. Come detto, estate agli sgoccioli e si attendono i dati di settembre per fare un bilancio definitivo che comunque nel complesso si preannuncia assolutamente positivo. Aspettiamo i dati di fine settembre, sappiamo che settembre comunque storicamente si sta rivelando un mese interessante dal punto di vista turistico, ma i numeri complessivamente del Comune di Alpago anche in termini di presenze quest'anno indicano che il territorio sta diventando attrattivo dal punto di vista turistico e che quindi occorre attenzione, perché ovviamente non vogliamo che si creino problemi legati per esempio all'overtourism o a fenomeni di questo tipo che non fanno bene al territorio dal punto di vista turistico, ma vogliamo che questa diventi veramente una leva per poter crescere assieme. De Cassan, come commentiamo allora questo bilancio che abbiamo sentito? Prego. Concordo col sindaco del Comune di Alpago su quello che è successo quest'estate, cioè che in tutta la provincia di Belluno c'è stato un notevole aumento sul 2024, ma era una tendenza che era già partita nel 2021-22, quindi nel periodo post-Covid. Poi il 2020 è estate in cui c'era stata la riscoperta della montagna, anche perché la montagna non aveva problematiche con la pandemia, ne aveva meno insomma. Però si è riscoperta la montagna d'estate che fino al 2018-2019 era in profonda crisi, a differenza dell'inverno. Invece c'è stata questa riscoperta, ma attenzione, sia dagli italiani che dagli stranieri, anzi quasi più dagli stranieri che non dagli italiani. Io personalmente nel mio piccolo, nel mio albergo quest'estate ho avuto quasi un 70% di stranieri contro un 30% di italiani. Stranieri provenienti da decine di nazionalità di tutto il mondo, che ogni tanto vedi dei passaporti che non sai, che fai fatica a leggerli perché non li hai mai visti prima. Ecco, questo a differenza di un po' di problematiche non di calo ma di stabilità sull'inverno. Abbiamo Claudio da Rovigo, vai Claudio. Ciao, buongiorno. Senta, vorrei dirvi una cosa, che a Roma c'è troppe sedie che da bruciarle e anche qualche contenuto dentro, non bruciarlo lui, ma a dargli una pensione dopo 40 anni di contributi di 1.000 euro, 1.200 al mese. Cosa può fare un pensionato? E là, solo a gridare e basta, offendere e tutti quanti. Specialmente quello delle camicie verdi, che adesso l'ho visto 2 o 3 giorni fa, sembrava uno che andava alla comunione, si vede che anche lui si vergogna di quello che ha fatto. Quell'altra che comanda l'Italia, diciamo, se la vedi 3 volte in un giorno, 3 volte cambia il vestito. Se ce l'ha bianco metti i capelli bianchi, se è nero metti i capelli
come si fa a mantenere quella gente lì? E i pensionati che trivano? Va bene? Grazie Claudio, io vi do l'opportunità di parlare, di dire, perché guardate che io dico sempre che se siamo arrivati a questo punto, avvocato Miotto, è stato anche il nostro silenzio. Ecco, noi purtroppo siamo un popolo così, non facciamo rivoluzione, noi subiamo continuamente. Servo suo, signor Paron, vige ancora adesso in qualche situazione, vedo anche le telefonate, poveretti, scusa Mirella se ti disturbo, perché siamo così, siamo brava gente, gente che ha sempre lavorato, sacrificato, e quelli che hanno veramente lavorato, sacrificato e che hanno fatto diventare grandi anche altre persone, adesso si dimenticano di questi, guardano solo al proprio orticello, ma è un orticello che sta veramente germogliando con di tutto e di più il loro. Il nostro invece è completamente a zero. Ma cosa dicono le famiglie, avvocato, quando lei incontra queste famiglie, questi anziani che sono con 4 maglie, 3 paia di pantaloni? Questa è la verità, e l'hanno detto anche voi, vi ricordate le telefonate, poi che non possono riscaldarsi, ecco, a queste famiglie che dicono, a questi nonni che dicono non annaffiare perché spendi troppa acqua, dopo si fa l'attico qua piscina mega, o 4 bagni nell'attico, no, perché funziona così, e la nonna dice guarda che devi risparmiare, non devi annaffiare i fiori, perché è successo questo o sbaglio, avvocato? Guardi, sì, lei c'entra sempre il segno, nel senso che le famiglie soffrono una certa disaffezione rispetto un po' anche alla politica, e questo si vede poi concretamente quando si va a votare, perché comunque poi i numeri di votanti sono sempre in continuo. Sì, ma li rinforzano così, non è che li indeboliscono, è questo che non riescono a capire, che il non voto rinforza e non indebolisce. Certo. Ma è dettato proprio da, molte volte, non si può generalizzare chiaramente, ma molte volte si sente questo distacco tra coloro i quali, diciamo, cercano di rappresentare i problemi e coloro che invece li vivono. Qual è il problema che sente di più da queste famiglie? Quello che veramente pesa molto, avvocato? Ma sinceramente un po' il non sentirsi ascoltate, prima di tutto, proprio in quelli che sono i problemi quotidiani. E io mi riferisco, e ci sono tante sfaccettature in questo senso, mi riferisco ad esempio anche, non so, alla semplice armonizzazione tra la famiglia e il lavoro, che permetterebbe chiaramente anche ai genitori di essere più presenti a casa e di curare non solo l'aspetto diciamo qualitativo ma anche quantitativo, stare insieme ai propri figli, no? Che poi chiaramente è una catena che poi porta poi anche, vediamo purtroppo anche quotidianamente, a violenza magari da parte dei giovani che sono lasciati un po' allo sbando e quant'altro. Quindi si tratta proprio di essere ascoltati negli aspetti proprio quotidiani, okay? Quelle che sono le problematiche che una famiglia vive ogni giorno, e d'altronde la famiglia è lo spettro diciamo di quella che è la situazione generale. Lo specchio? È lo specchio, perché attraverso la famiglia, gli occhi della famiglia, ci sono tutte le sfaccettature di un paese. Ogni provvedimento normativo comunque ha una conseguenza, un effetto nei confronti della famiglia. Per quello che noi diciamo molto spesso, lo dice il presidente ad esempio del Forum Nazionale, Adriano Bordignon, dovremmo vedere tutto ciò che accade con gli occhiali della famiglia, perché questo chiaramente aiuterebbe forse anche a risolvere i problemi e aiuterebbe anche le famiglie ad avvicinarsi di più poi anche a quelle che sono le dinamiche, diciamo, di coloro che invece ci rappresentano e che magari molte volte, in molte circostanze, invece vengono percepiti come distanti. Sì, però delle volte anche un mea culpa, perché se continuiamo veramente a decidere che questi vanno bene e continuiamo con questi, poi non venite, dico sempre, a lamentarvi, però, perché siete anche voi che dovete fare il cambiamento, non è che questo cambiamento può arrivare da solo. Il problema è che regnano sovrane le segreterie dei partiti, sono loro che decidono, sono loro che anche decidono chi deve andare a recuperare tante poltrone importanti. Io dico sempre, a me andrebbe anche bene, basta che mettessero però delle persone competenti, preparate, sul pezzo, perché là anche il grande problema. Guardi, i suoi moniti sono moniti che assolutamente condivisibili, nel senso che comunque noi siamo chiamati anche ad avere delle responsabilità, cioè quindi essere famiglia significa anche poi
decidere anche di partecipare. E quindi anche l'aspetto della partecipazione, come dice giustamente, è fondamentale. Accanto alla partecipazione però, come ha detto giustamente, mi fa piacere, ci deve essere anche la competenza. Non sempre, diciamo, viene considerata nel giusto modo, ecco, questo sicuramente. De Cassan, ieri si parlava appunto con un sindaco, avevo un sindaco ieri, una sindaca anzi, di Maser, e un altro politico, e si parlava appunto di competenze. Allora uno dice, ah sì, il presidente degli infermieri, di un'associazione di infermieri molto importante, il quale diceva che non condivide le scelte che si stanno facendo in regione, perché a lui, secondo lui, andrebbe molto bene un tecnico preparato e giovane. Mentre la sindaca diceva no, non sono d'accordo, io preferisco una persona diversamente giovane, con esperienza, più che tecnico, politica e con esperienza. Voi avete, quando aprite questi alberghi, avete bisogno della massima competenza, voi veramente la prima cosa guardate la competenza, e se non sei competente sarà anche bravo, ma se non sai gestire la storia, quanto importante è la competenza De Cassan anche per questo lavoro così importante, perché competenza vuol dire dall'A alla Z, non è che quello che fa i letti non deve essere competente, anche perché si materassi che si alti così, o sbaglio De Cassan? Cioè alzati chi materassi là in poco tempo, e lei sorride, ma è vero, cioè, prima sei così, me l'ha raccontato una signora, Mirella, mi guarda, ma ci vuole anche tempo per fare un letto al giorno d'oggi, prego De Cassan. La competenza nel nostro settore serve come serve dappertutto del resto, come in qualsiasi settore. È chiaro che noi albergatori, piccoli, medi, grandi, facciamo anche tanta formazione sul personale, cioè spesso abbiamo sia personale che è completamente formato e pienamente competente, ma abbiamo anche nel contempo personale poco competente in crescita, in formazione, che potrà diventare, che sarà poi il competente del futuro. Quindi c'è questo dettaglio anche nel nostro settore per far aumentare la competenza dei nostri addetti. Sì, però dico anch'io, adesso per carità, io non voglio sparare nel mucchio, anzi lo dico sempre, ci mancherebbe, però dobbiamo anche capire che queste persone, specialmente queste donne, molte sono donne di queste, cioè delle volte si sentono veramente, ecco, trattate come dei numeri che devono rendere. Cioè noi pensiamo anche alla fatica che fanno, perché oltre al lavoro poi hanno una casa, hanno dei figli, c'è questa un po' superficialità. De Cassan, io lo so che lei non è di questi, anche perché sennò Mirella non lo inviterebbe in trasmissione, perché fortunatamente cerco di invitare delle persone competenti e sensibili, perché io mi occupo di questo, perciò qui devono venire queste persone. Tanto è vero che ospito quasi sempre sindaci, perché sono gli unici nel pezzo, non tutti ma la maggior parte. Sarebbe anche un po' di umanità nel trattamento di queste persone? Quanto può incidere la categoria? Cioè c'è un controllo anche a livello psicologico di queste persone? Perché veramente delle volte io mi domando, ma perché la trattano così questa persona? Poi giustamente qualcuno dirà, bisogna sentire anche l'altra campana. Il problema è che le sento tutte e due, tanto è vero che ho anche raccontato che tempo fa ho dovuto chiamare un ristoratore perché continuava a dare lavoro a una persona senza pagarla. Cioè settimane di prova, però soldi non arrivavano mai. Cioè, ho capito che quelli bravi ci sono, ma dobbiamo anche capire e colpire quelli non bravi. C'è qualcosa che tutela questo personale oppure no, De Cassan? Vedi, io sono anche resto del parere che se io ho dei dipendenti, se i miei dipendenti li tratto bene, questi lavoreranno al meglio. C'è poco da discutere. I dipendenti sono la forza di un imprenditore. Quindi se il lavoratore si trova in un ambiente allegro, facile, comodo, eccetera, mi lavora bene. Se, come si dice, si trova in un ambiente, come si dice, tossico, è chiaro che il dipendente non lavorerà mai bene, non si troverà bene, non farà il suo lavoro come dovrebbe. Quindi se è trattato bene,
darà il massimo e farà felice il sottoscritto di imprenditore. Ecco, volevo aggiungere una cosa che prima mi ero scordato, concordo con l'avvocato quando ha detto del problema del costo del lavoro. Il problema del costo del lavoro in Italia è uno dei problemi più elevati, perché abbiamo un costo del lavoro troppo alto, perché se io devo dare ipoteticamente 1.500 euro di stipendio in tasca a un dipendente e se ne devo dare altrettanti quasi allo Stato, è chiaro che quel dipendente non mi costa più 1.500 ma me ne costa 3.000. Ma è là De Cassan che nessuno ci mette la mano, è là il problema grande. Questi soldi dovrebbero andare al dipendente, sì. non andare al governo che si parlava prima, cioè questi soldi dovrebbero essere dati al dipendente, che ripeto, guardate che anche con 3.000 euro, mica così semplice la storia con i prezzi che abbiamo al giorno d'oggi. Cosa dice, avvocato? Assolutamente, infatti ormai abbiamo assistito a un cambiamento rispetto a quelli che erano i vecchi tempi, nel senso che all'interno di una famiglia ora l'uomo e la donna sono terribilmente costretti ad andare a lavorare. Questo è un bene, soprattutto anche per la donna, perché quindi ha comunque la possibilità di realizzarsi anche dal punto di vista professionale, ma chiaramente diventa anche una necessità e non una scelta sempre, proprio perché con uno stipendio è impossibile andare avanti. Anche con due, avvocato? E con due ci si arriva, ma con tanta fatica. Ecco, questo aspetto poi implica altre conseguenze. Mi riferivo comunque poi, sì, per tornare al discorso di prima, devo dire che però anche il mercato del lavoro sta cambiando, nel senso che per fortuna, soprattutto per quanto riguarda determinate professionalità, anche il datore di lavoro deve stare molto attento se vuole avere determinate competenze, perché ormai anche un certo tipo di manodopera scarseggia e quindi da questo punto di vista il datore di lavoro è costretto ad offrire qualcosa in più per poter trattenere delle persone. Quello che diceva De Cassan, e quindi comunque questo chissà che spinga un cambiamento dal punto di vista proprio della forma mentis diversa del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, perché come diceva giustamente De Cassan, bisogna cominciare a pensare in un'ottica di navigare tutti e due dalla stessa parte, no? Abbiamo Paola, poi devo andare in pubblicità assolutamente, vai Paola. Ciao Mirella. Ciao cara. Devo dire che nel nostro paese non c'è un ricambio, come si può dire, generazionale, soprattutto in politica. È sempre gli stessi, è sempre i soliti, è sempre là che a salvare l'Italia, a salvare Milano, a salvare questo, però sempre a spese dei lavoratori, della povera gente, ecco. E dico la verità, mi viene veramente male certe volte guardare certi dibattiti in televisione, anche perché è sempre i soliti, anche se la posizione è diversa, uno è più arrogante dell'altro, è una cosa, ecco, vomitevole certe volte, non mi aiuta a capire quello che devo parlare. E stamattina parlava dell'ONU, la Banca d'Italia, ho provato a ascoltare un fiato, non capivo niente. Indovina chi era la mia amica, la signora Fornero. E ho visto anche sull'altra trasmissione dei bambini, pane e pesci, dove che insegnava i bambini a risparmiare per comprarsi il computer e non pesare sui genitori. Non so un potere come fa a mettersi via minimo 300 euro per comprarsi un computer, no? Che dopo è sempre in qua e là, e insomma, o il telefono o come si chiama, o il computer può essere utile, ma fino a un certo punto, ecco. E a proposito di oro, leggevo, perché in televisione viene parla là in Darfur, dove adesso che c'è quello che c'è, per via appunto anche dell'oro, era 15 minatori sepolti sulla miniera di oro, insomma lavoratori sepolti sulla miniera di oro. Ecco, ti saluto Mirella, buona giornata.
Anche a te, cara Paola, mi fa molto piacere sentirvi, soprattutto sentire anche Paola che ha avuto un periodo difficilissimo, che lo sta superando, perciò mi fa molto piacere, Paola, sentirti. Grazie, veramente grazie. Pubblicità. La pastorale di Beethoven con il maestro Spinosi a dirigere le Stauffer European Orchestra ha emozionato i tanti che sono saliti al rifugio Fuciade sopra Passo San Pellegrino per l'ultimo appuntamento dei Suoni delle Dolomiti nell'edizione che ha celebrato il trentennale del festival. Il trentennale è un compleanno importante e quindi abbiamo pensato a un inizio e a una fine del festival che potessero dare un segnale. L'inizio è stato raccontare quale musica, che musica andiamo a ascoltare in questi posti meravigliosi, e la fine, come è stato oggi, il futuro della musica, i giovani che vengono da tutta Europa e che insieme in un'orchestra che è il paradigma di una società ideale, insieme cercano di arrivare a una cosa sola, alla bellezza e all'armonia. Un'esperienza immersiva di silenzio e di musica, di fatica ed armonia nel nome della natura e del valore dell'arte. L'unicità di questo festival è proprio riuscire a portare in un ambiente naturale una serie di espressioni musicali, artistiche che vengono dalle più disparate discipline, dai paesi più lontani al mondo, eppure tutti hanno trovato casa, hanno trovato il luogo ideale, hanno unito natura, arte, artisti, pubblico, e questo credo sia il segno più profondo che lascia questo festival. Bellissimo questo concerto, avete visto che paesaggio meraviglioso che abbiamo, per fortuna che non abbiamo visto cantieri, che non abbiamo visto cemento, ma abbiamo visto veramente i prati meravigliosi che abbiamo nelle montagne. Ecco, De Cassà, anche questa viabilità, ecco, tutti questi cantieri, ma serviranno? Andremo a finire nel 2040, visto come funziona nel nostro paese, per vedere terminato tutto? Ecco, servivano proprio tutti questi cantieri, oppure anche la montagna si sta ribellando? Ci sono delle frane che preoccupano tantissimo, io ho avuto gli addetti ai lavori, per quello dico queste cose, che bisogna stare attenti anche con queste cabinovie che portano sempre più in alto su zone veramente particolari. Cos'è il rispetto della montagna? De Cassà, lei vive in montagna? Allora, partendo da un presupposto, che forse le Olimpiadi sono state il fine per migliorare quella che è la viabilità della provincia di Belluno, perché ricordiamoci che la provincia di Belluno ha una viabilità problematica, aveva dei seri problemi il Cadore, come ce li ha ancora anche la Gordino, e aggravate dal fatto che non ci sono strade alternative. Cioè c'è quella strada lì, a prescindere dalla questione turismo. Lasciamo da parte per un attimo il traffico legato al turismo, ma parliamo del traffico di chi ci lavora in montagna, di chi ci vive, di chi deve muoversi per lavoro, per qualsivoglia altri motivi. Cioè c'era bisogno realmente di un miglioramento della viabilità provinciale, e le Olimpiadi per fortuna hanno dato un'accelerazione a questi provvedimenti. Ogni tanto, quando vedo certe voci discordi su questo, che si parla di strade, ferrovie, eccetera, ma signori, noi in montagna vogliamo continuare a viverci, e vogliamo continuare a viverci
avendo anche qualche comodità. Non si può pretendere che le comodità ci siano solo in pianura, comodità di muoversi, comodità di servizi pubblici, di trasporto pubblico degni di chiamarsi tali. A me dispiace quando sento dire la montagna deturbata da strade, ferrovie non è vero, tra parentesi. La montagna deturbata da strade, cemento, ma noi ci viviamo, ma neanche a noi piace vedere l'eccesso di cementificazione. Se vai a criticarmi un cantiere in corso, non puoi lamentarti e dici ma è brutto, fa schifo, ma neanche a me piace vedere il cantiere, però a fine, quando il cantiere è finito, si rimodella il tutto, si rifà il tutto come era prima, punto. De Cassan, ma qualcuno mi dice anche di chiederle, va bene, lei non è un addetto ai lavori, si occupa di alberghi, però, ma perché non puntare di più sulla ferrovia? La ferrovia partiamo da un errore di fondo che è stato fatto nel 1962, se non sbaglio, di chiudere quella che era la Calalzo Dobbiaco. Sono passati anni di silenzio in cui si puntava più alle strade che alle ferrovie. Ora come ora, che costi avrebbe una ferrovia Calalzo Dobbiaco? Che costi avrebbe di costruzione e in seconda analisi di gestione? Sicuramente non rientrerebbe mai nei costi di costruzione e di gestione. Anche perché, se voi non lo sapete, abbiamo un treno completamente fermo che è costato più di 100 milioni, che non è mai partito. Allora lei capisce bene che quando mi chiedono di fare queste domande, ecco, qualcuno sa qualcosa in più che voi non sapete a casa, ecco, di questo sperpero di denaro pubblico che non si capisce perché hanno creato questo treno che è completamente fermo, che non è partito. Si parlava di emergenza sanitaria quando è stato fatto, però è stato fatto il treno per l'emergenza sanitaria, però non è mai partito. Io ringrazio veramente, grazie a Walter De Cassan, vicepresidente Federalberghi Belluno Dolomiti. Ecco, buon lavoro De Cassan e complimenti, anche perché so che lei è una persona del pezzo. Vedremo se tutti gli altri sono nel pezzo come questi presidenti. Saluto anche l'avvocato Roberto Miotto, vice direttore Fondazione della Famiglia Treviso. Con quale saluto ci lascia, avvocato? Ma il saluto di quest'anno magari può essere rivolto ad avere maggiore fiducia sui giovani, no? Ne parlavamo prima, perché siamo sempre pronti così ad accusarli per tante loro condotte. Io invece sono convinto che invece dobbiamo avere più fiducia in loro e soprattutto dobbiamo avere la capacità di investire su di loro e sul loro futuro. Quindi cerchiamo di avere più coraggio e auguriamoci che il 2026 sia l'insegna anche dei giovani. Grazie anche all'avvocato Roberto Miotto, ancora De Cassan, pubblicità. Raggiunto Giuseppe Vanzella che vuole parlare di commercio. Questo è un antiquario, è una libreria bellissima, anzi invito tutti ad andarlo a trovare in via Inferiore, perché è una delle pochissime librerie dove come entri, ecco, respiri un'atmosfera diversa, un profumo del libro, della carta del libro, questo profumo veramente che era una tradizione una volta, qua sta sparendo tutto, abbiamo perso le segherie, il profumo del legno, il profumo dei libri e i panifici, non si sente più niente, profumi pochi in giro, molti profumi sintetici, sì, quelli tantissimi. E saluto anche, vediamo se ci ha raggiunto anche il dottor Leonardo Moise, vediamo. Non ancora, ed è rimasto con noi invece l'avvocato Roberto Miotto della Fondazione Famiglia Treviso, perché dopo parliamo con Giuseppe Vanzella, però l'avvocato Miotto voleva dare dei numeri importanti che non siamo riusciti a dare nella prima parte. Sono i numeri dei nostri giovani che se ne vanno. Allora, avvocato Miotto, cominciamo a dare questi numeri, poi li commentiamo con Giuseppe Vanzella. Sì.
Allora, secondo me sono numeri da tenere in considerazione, perché ci troviamo di fronte ad una emigrazione da parte dei giovani e questi sono i numeri. Allora, nel 2024 sono stati calcolati che sono andati fuori dall'Italia 78.000 giovani con un saldo negativo, della fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di 61.000. Cosa vuol dire? Che quindi il saldo negativo significa che 61.000 non sono tornati in Italia. Ma il dato ancora più diciamo significativo è quello che considera il periodo tra il 2011 e il 2024, dove sono usciti 630.000 giovani, sempre della stessa fascia di età, e con un saldo negativo di 441.000. Ma attenzione, un altro dato che vale la pena considerare è rispetto a quale zona geografica. Questa diciamo, emigrazione riguarda per il 49% il nord e per il 35% il sud. Questo cosa significa? Che stiamo parlando comunque di giovani che non solo magari possono aver avuto dei problemi economici, ma anche giovani che hanno avuto un certo iter scolastico, universitario, e che cercano delle prospettive, dei riconoscimenti diversi all'estero, senza però tornarvi. Questo ritengo, e anche Mirella penso sia d'accordo con me, siano dati assolutamente utili che ci devono far pensare, perché noi dobbiamo fare invece in modo che questi giovani tornino e che facciano crescere il nostro territorio e possano stare effettivamente nel loro territorio. E per fare questo però è chiaro che vengono richiesti degli investimenti importanti per i giovani, questo e che attualmente possiamo dire siano assolutamente latitanti. Giuseppe Vanzella, come commentiamo questi numeri? Parliamo anche di commercio, parleremo anche di commercio, che veramente nei centri storici con la canna a gas non c'è niente da fare, ci mancava anche l'online, però non è solo l'online, è l'impossibilità anche di arrivare in questi centri storici perché non sono stati attrezzati adeguatamente, parcheggi impossibili, non si trovano, abbiamo realtà nel nostro territorio, non c'è niente da fare, noi siamo piccoli, siamo belli, però non abbiamo questa possibilità di creare queste zone di parcheggio come ce l'hanno i centri commerciali naturalmente, ecco, dove addirittura hanno deviato le strade per arrivare direttamente in parcheggio con le rotonde e noi non ce l'abbiamo, senza capire che se si affossano i centri storici col commercio vuol dire la morte dei centri storici, o sbaglio Vanzella? E questo penso sia un problema legato soprattutto al fatto che l'Italia è piena di città murate medievali con delle caratteristiche sul centro storico ben precise e per cui questo è un dato di fatto sul quale bisognerebbe in qualche modo lavorare. Ho visto per esempio altre città con ruoli nel turismo diversi, diciamo rispetto a Treviso per esempio, che hanno dei centri storici pedonali molto ampi, si parlava di Ravenna, e penso anche a Padova. Padova ha fatto dei parcheggi fuori, nell'immediato fuori mura, dei parcheggi silos che in qualche modo danno la possibilità di ospitare le vetture, perché ormai sembra quasi indispensabile spostarsi con la vettura ed andare il più vicino possibile al luogo verso il quale si è diretti. Però è una soluzione, bisogna sempre pensare di trovarla. Nell'ambito di una città come Treviso ci sono dei luoghi, dei siti che sono abbandonati da tempo immemorabile, sia fuori mura sia nell'immediato entro mura, e per cui in qualche modo qua c'entra la politica, deve cercare di porre rimedio, anche perché andiamo verso la desertizzazione dei centri storici. Sta diventando un problema, la città si sta vuotando di abitanti, tutte le città si stanno vuotando di abitanti, il turismo non aiuta molto e per cui tutte le attività artigianali e commerciali soffrono in modo indicibile. In una città come Treviso si può dire che quasi il commercio sia ridotto al settore alimentare, dove comprendo le osterie, i ristoranti e poco più, qualche negozio forse di lusso, perché fondamentalmente Treviso è una città ricca,
però per tutto il resto c'è una sofferenza che porta alla chiusura. Vediamo, analizziamo i dati su quanti, parliamo con la Confcommercio, con le altre associazioni, di quante attività stanno chiudendo, ma stanno chiudendo i panifici, stanno chiudendo i negozi di alimentari, i cosiddetti casuini in dialetto, cioè stanno chiudendo attività di prossimità per i quali una popolazione spesso molto anche anziana avrebbe bisogno di trovare un riferimento a pochi passi da casa. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Complimenti al signore della libreria, perché mio papà diceva io adoro l'odore dei libri, proprio anche quelli antichi. Diceva è il sapere, questa è una frase che diceva mio papà. E dopo, per quanto riguarda l'avvocato Miotti, ha ragione, tanti ragazzi e ragazze vanno all'estero, però io ho degli esempi. La figlia di una mia amica, che adesso ha 40 e passa anni, è laureata in lingue spagnolo, inglese, e qui ha fatto tutti i lavoretti, la commessa, insomma si è sempre guadagnato qualcosa per aiutare e non aveva bisogno per lei stessa. Cosa è successo? Che è andata in Germania, adesso non mi ricordo il nome, una cittadina vicino a Düsseldorf. Però lì ha cominciato facendo la barista, poi l'hanno fatta fare la commessa, poi l'hanno mandata a scuola, primo, secondo, terzo livello di tedesco. Era una ragazza intelligente, è una ragazza intelligente, però adesso è alla reception di un albergo lì nella città dove abita. Allora io dico, delle volte, non tutti, perché sparare nel mucchio, come dici te, non va bene, però ci sono dei ragazzi che dicono, ma io ho il diploma, io sono laureato, io sono d'accordo, però delle volte bisogna adattarsi per costruire, cioè la mia generazione si adattava come che si adattava, un po' per dare una mano alla famiglia, un po' perché bisognava fare così. Allora, io dico, è drammatico questi numeri che non rientrano. Poi c'è anche il fattore linguistico, perché per esempio io sono stata a Malta è pieno di italiani, di ragazzi, perché la lingua madre, come in Inghilterra, è chiaro che vogliono imparare la lingua del posto. Allora, qui non abbiamo noi la mentalità della lingua. Adesso anche mio figlio, mi ricordo alle elementari, pagavi la professoressa di inglese che ai bambini faceva un'oretta di lezione di inglese. Noi, a differenza dell'est, dei russi, di tutta questa parte di qua dell'Europa, loro già da piccoli fanno le lingue. È chiaro che il bambino assorbe subito, si sa che assorbe subito, però adesso cominciamo e stiamo sempre in ritardo, Mirella. Poi per quanto riguarda il casolino, io piango quando vedo che chiudono un negozio. Io sono nata vicino al Duomo a Padova, dunque per me è un colpo al cuore, perché il casolino era un modo anche per socializzare. Grazie Sandra, fammi andare avanti perché ho anche tanti servizi. Ti ringrazio delle riflessioni che hai fatto come sempre a voce alta. Questo la dice lunga su quello che vorrebbero i cittadini. Sono lontani mille miglia da quello che invece la politica ci riserva e che vediamo. Però avvocato Miotto, anche le famiglie cominciano veramente a ribollire, non abolire, a ribollire, perché veramente è una situazione drammatica. Anche per andare a lavorare costa, non abbiamo le strutture, non c'è la viabilità, le infrastrutture sono molto carenti. Ho una signora da Silea che dice io devo spostarmi con la macchina perché non ho neppure l'autobus fuori casa. Abbiamo ad esempio, se tu vuoi andare, anche c'è questo ospedale riabilitativo che abbiamo a Monastiere, dopo le 9 non c'è nessun mezzo che ti porta. Cioè dobbiamo anche capire che dire sì, ma non devi usare la macchina. Ho capito, ma come mi muovo senza macchina? No. Avvocato
avvocato? Sì. E la macchina costa, perché è un costo non indifferente, assicurazione, revisione, benzina, gasolio, tutto quello che ne ha più ne metta, e come la mettiamo, bollo? Solo questo fate conto. Questo sì, è un nodo cruciale indubbiamente, nel senso che l'aspetto anche della viabilità e dei servizi pubblici è chiaramente importante per le famiglie. Concordo un po' anche dal punto di vista però anche dell'educazione, siamo un po' abituati noi a spostarci con le macchine, a pretendere di arrivare a pochi metri, diciamo, dalla nostra destinazione. Questa è un po' la tendenza che dovrebbe in qualche modo un po' cambiare, nel senso che hanno ristrutturato anche le questo, periferie, avvocato. Certo, il problema hanno però fatto rioni enormi, però non sì, si sono... concordo. Il problema però, no, ma anche perché impatta, come dicevamo prima, anche sulla natalità, nel senso che se noi vogliamo che anche diciamo, i paesi di campagna piuttosto che di montagna non si spopolino, è chiaro che noi dobbiamo creare delle infrastrutture, una viabilità che permetta loro comunque di muoversi e di avere anche dei servizi, perché altrimenti tutti ci concentriamo nelle periferie delle città, ma questo sicuramente non aiuta. Ecco. Quindi è chiaro che è un nodo fondamentale che deve essere affrontato assolutamente. Però Vanzella, io ieri ho sentito Nicoletta Pesce, che rappresenta un'associazione importante, che dice ho più di 400 iscritti e non sono stati invitati a questo tavolo dove si parlava proprio di rivitalizzare i centri storici, il problema dei parcheggi. Ecco, come mai secondo Vanzella, questa donna che ha cercato anche di rivitalizzare, hanno impegnato, che rappresenta 400 attività, non viene ascoltata? Come mai si divide sempre tra i re e i principini e tutto il resto è noia? Il problema è quello che la politica spesso deve ai suoi elettori determinati risultati, determinate situazioni, per cui cerca di privilegiare i canali che conducono alla elezione o alla rielezione. Questo è un dato assodato che è sempre esistito. Però, vedo che l'avvocato fa così con la testa. Però il problema è che adesso siamo in un momento storico che non è mai stato affrontato, importantissimo, una grande trasformazione socioculturale del paese, del mondo intero, e bisogna cercare di affrontare guardando esattamente la realtà e guardando avanti. Diciamo, il commercio, la conoscenza si sta spostando su altre piattaforme, non abbiamo più un contatto diretto tra le persone, tutto viene giocato attraverso i social, attraverso internet, e anche l'acquisto, tornando al discorso di prima del commercio, del problema di certe attività. Le attività che non hanno la possibilità di trasferirsi su internet per la loro vendita sono in grandissima difficoltà e faranno molta fatica a sopravvivere. Però la colpa, guardiamo bene, non è solo della politica, è anche della gente. Come diceva l'avvocato, che bisogna che la gente torni a riadattarsi anche delle volte a fare 2 passi in più. Cioè, mi hanno riferito dei comportamenti di acquisto di persone normalissime che sono spaventosi. Cioè adesso, fino all'altro giorno, la gente per esempio andava nel negozio in centro, si provava il paio di scarpe e se gli andava bene lo comprava su internet. Adesso siamo a uno step superiore. Adesso, visto che i negozi di calzature stanno chiudendo, loro cosa fanno? Dati reali. Uno ordina magari su Amazon, tanto per fare un nome, e ordina 3 paia dello stesso tipo di scarpe di 3 numeri diversi. Gli arrivano, si prova, quello che gli va bene lo tiene, gli altri li restituiscono. Dove ci porterà questo mondo? Dove ci porterà se non ci sarà un cambiamento, anche rivoluzione? Per carità, siamo in un momento di transizione e questo lo accetto, però il futuro cosa sarà se questa è una forma mentale che costruirà la strada per gli atteggiamenti futuri? Ma questo la dice lunga sull'intelligenza artificiale. Per carità, che è una cosa che bene o male ci troveremo, nessuno dice, però va controllata. Ecco, ad esempio l'etica con l'intelligenza
artificiale dovrebbe andare a braccetto. Io non posso sentire l'insegnante che dice non do più i compiti a casa, che ho avuto ospite, perché i ragazzi venivano tutti con i compiti fatti con intelligenza artificiale. Dobbiamo adoperarla dove serve, a chi serve, ma qui abbiamo superato l'asticella. Si trovano l'amico con intelligenza artificiale, fanno di tutto con intelligenza artificiale. E chi è che permette questo? Dov'è il garante della privacy? Poi ecco, io non posso riprendere la persona diversamente agile se non mi firma la liberatoria, però dopo gli altri possono fare quello che vogliono. Ecco, anche qua la tutela e il rispetto delle persone, della sicurezza. Ma di cosa ci stanno raccontando? Ma io dico sì, ma non vedete che ci stanno prendendo in giro? Ci stanno letteralmente prendendo in giro. Beh, guardi, io se posso intervenire in questo senso, mi fa piacere quello che ha detto l'ospite, giustamente. Noi ci stiamo perdendo soprattutto un aspetto fondamentale che riguarda la famiglia, ma riguarda tutte le persone, le relazioni. Perché tutti questi aspetti vanno ad impattare con la relazione. Faccio ad esempio molto concreto, che potrebbe riguardare anche il mio stesso mestiere. Io dico sempre al cliente, o come lo potrebbe dire anche un commerciante, quello che conta è l'intuitus personae, cioè il piacere di andare presso il suo negozio per incontrare una persona che so nei confronti della quale ho la mia fiducia e mi lascio guidare piacevolmente all'acquisto di un qualche cosa che non è solo questo. No, avvocato, no, che non funziona così, perché io ti do la possibilità che ti arrivi tutto a casa, ordina da casa, qual è il problema? Ti porto tutto, perdi le chiavi, ti porto anche le chiavi, questo è quello che vediamo. E la gente, come dice Giuseppe Vanzella, cioè lei comincia ad abituarsi a questo meccanismo. Vi ricordate anni fa che diceva l'online non funzionerà mai, non abbiamo altre culture, no. Un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta ci arriveremo. Allora, se noi continuiamo a togliere il monopattino, però mettiamo la bicicletta che va a 50 all'ora con le ruote così e puoi fare quello che vuoi, capisce bene che anche non ci sto a essere presi in giro così. Allora, dove vuoi arrivare? C'è il business che regna sovrano su quello che interessa a me, però io porto avanti quello che interessa a me e di sicuro non è il commerciante piccolino. Vediamo come funziona la grande distribuzione. Questo è quello che vogliono. Ecco le multinazionali che non hanno pagato le tasse fino all'altro giorno e qua sei preso di mira. Ecco Vanzella, cos'è la politica nel 2025? Quella che invece dovrebbe anche territoriale occuparsi della realtà del territorio, dei propri usi, costumi, tradizioni, salvaguardie. Una volta davano i premi a questi negozi che riuscivano a rimanere 40 anni, 50 anni, adesso prima vanno via, meglio è, prego. Intanto, come dico sempre, la politica siamo noi, per cui siamo noi che deleghiamo altri a rappresentarci e per cui come deleghiamo alcuni possiamo anche delegare degli altri, questo vale sempre. La cosa più importante è non astenersi, cioè non uscire dal gioco e lasciar fare, perché altrimenti ci sarà sempre qualcuno che ha un interesse, che può essere un interesse personale, un interesse di gruppo, può essere anche un interesse etico, cioè qualcuno che ha delle idee che porta avanti senza nessuna remunerazione per lui. Però dobbiamo sempre ricordare che siamo noi che facciamo la politica, noi facciamo le scelte. Se la situazione in questo momento è una situazione negativa perché la politica non riesce ad affrontare la realtà delle cose nel pieno, la colpa è solo nostra. È solo nostra. Però uno può anche rispondere, ma io devo andare a votare per votare i soliti noti, i soliti nomi, perché non è che le preferenze come una volta ci diano la possibilità di migliorare la situazione. Vediamo che sono le segreterie che decidono i nomi che siederanno su altre poltrone. Magari quello che hai votato tu, che ha preso anche tanti voti, se ne sta a casa tranquillo. Non è che tutto sia irreversibile, le cose si possono cambiare, su questo non c'è dubbio, ci vuole pazienza. No, ci vuole pazienza. Ci vuole impegno. Partecipazione. Leone da Trebaseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora mi sembra che qui c'è la società del chi se ne frega. Allora Jeff Bezos, quando ha incominciato a portare le cose a casa a tutti, faceva lavorare quelli che ancora adesso credo, che non avevano neanche il tempo di andare a fare la pipì. Dovevano portare la bottiglia appresso
Ma questo l'ha fatto sotto gli occhi di tutti, cioè tutti hanno visto, tutti potevano vedere quello che Jeff Bezos stava facendo. Ma adesso cosa è successo? Che facendo così facendo, lui si è arricchito all'inverosimile, si è modernizzato all'inverosimile e i negozi chiudono. E chi se ne frega? Questo è il problema. Il problema è del chi se ne frega. Adesso stanno ammazzando tutti a Gaza e chi se ne frega? Stanno ammazzati tutti in Ucraina. In Ucraina. E chi se ne frega? Vedi, questo è il problema. Chi se ne frega? E adesso abbiamo tutte queste truffe nel telefonino, che tutti le vediamo. Però quando tu vedi una truffa la dovresti denunciare questa truffa, perché io ho subito una truffa. Poi sono andato in banca e ho detto: ma la vedi tutti che è una truffa? Beh, ma se tu vedi che è una truffa, la devi denunciare questa truffa. E invece nessuno denuncia niente, è tutto un chi se ne frega. Ma in che mondo andremo a finire con il chi se ne frega? Mi sembra che ci stiamo inselvatichendo. Ciao Mirella, grazie. Ciao Leone, hai proprio ragione, qualcuno dovrebbe intervenire, là il problema. Allora abbiamo l'Italia in mano a 500 ragazzini, abbiamo 500 ragazzi, ecco, che mettono le città a fuoco e ferro, le forze dell'ordine, tutto, e chi li ferma? Nessuno, ci mancherebbe, si può mica fermarli, perché anche quelli portano voti, è la paura dell'insicurezza che poi fa votare in maniera diversa. Se io lo tolgo diventa un problema, eppure non si può continuare così, non si può continuare all'infinito a non vedere, perché prima o dopo questi occhi si apriranno. Cosa dice, avvocato? E quando si apriranno questi occhi non ce ne sarà per nessuno. Non però, ce ne sarà proprio per nessuno. Sì. No, ma anche dalle telefonate si sente proprio che c'è un certo distacco, no? Tra quello che percepiscono le persone, le famiglie quotidianamente e quello che invece viene rappresentato. Però appunto, come dice lei, il cordone ormai è sempre più sottile, perché chiaramente le problematiche spesso e volentieri non vengono affrontate. Il problema è anche il fastidio che creano delle problematiche. Ad esempio abbiamo il problema della povertà, che veramente, io che ho un banco solidale con me tantissimi altri, veramente sta diventando un problema. Sono famiglie per bene che non ce la fanno, non c'è niente da fare, non riescono ad arrivare neppure alla seconda settimana del mese. Però c'è questo silenzio che Minovò combatta, ma è dalla parte della politica, perché dove vanno queste persone? Allora se vanno dal sindaco, il sindaco ha pochissime possibilità, perché i soldi che ha è responsabile di tutto, però soldi ne arrivano poco. Se arrivano, anche lui cerca di fare la propria parte cercando di dare visibilità. L'altro giorno avevo la sindaca Susanna di Musile di Piave, la quale ha detto: sa Mirella, sono molto arrabbiata perché ho cercato di fare i marciapiedi, luminarie, ho cercato di dare anche quel volto diverso al mio paese. Sui social mi è arrivato di tutto e di più e io non riesco mica a capire. Ho detto: mi dispiace dirglielo, sindaco, ma forse non ha fatto quello che volevano i cittadini, che non mangiano col marciapiede, non vengono ascoltati dalle luminarie. Forse è qualcosa in più che magari avevano bisogno che lei facesse per loro, che è l'ascolto. Ecco qua, avvocato, l'ascolto del cittadino, del commerciante, che ti porta i problemi reali che ha, che è il problema del parcheggio, degli affitti, dei costi, perché solo alzare, vero, vabbè, per aprire la porta al mattino del negozio già è un costo ancora prima ancora che tu entri. E questo ascolto e soprattutto questa prepotenza, questa supponenza che tu trovi, perché hanno sta sedia, pensano di essere i re del mondo. Cioè questo ascolto che manca, però quando arrivano le telecamere hai l'ascolto per tutti. Quando invece io ti incontro non è proprio così, avvocato. Quanto è importante invece l'ascolto delle persone che ti hanno votato, che ti hanno anche messo su quella poltrona, cercare anche di capire che se protesto c'è qualcosa che non va, non è che mi invento la protesta. Certo, l'aspetto dell'empatia, diciamo, è un aspetto fondamentale che vediamo ogni giorno essere abbastanza insufficiente.
sicuramente, no? Lo si vede anche su come vengono improntate le discussioni, nel senso che è difficile vedere una discussione nella quale al centro ci sia la dialettica, intesa proprio in senso classicista, cioè la possibilità di esprimere delle idee anche diverse ma in maniera costruttiva, no? Viene premiato spesso e volentieri la conflittualità, ma la conflittualità non è empatica, la conflittualità non ascolta nessuno, la conflittualità è fine a se stessa perché bisogna dimostrare qualche cosa. In questo senso la famiglia, dico, è un banco di prova. Io, scusate se mi riporto sempre a quello che è il mio ambito, però l'aspetto proprio della famiglia è diciamo, quel nucleo all'interno del quale si sviluppa da subito anche l'aspetto dell'empatia, perché altrimenti senza empatia una famiglia non può andare avanti. Mi piace questa parola famiglia, chi non ce l'ha cosa fa, avvocato? Dove va? Beh, è una questione... È una famiglia. Beh, no, certo, ma chiaramente noi ho sempre detto, lo sosteniamo, insomma, che non c'è nessuna visione ideologica, è sempre una questione di scelta, fortunatamente, insomma, siamo delle persone libere e anche chi è da solo può chiaramente essere famiglia. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Per quanto riguarda il menefreghismo, io sono qua che cerco di capirne qualcosa per quanto riguarda gli ospedali che sono stati abbandonati. Perché nel 1987, nella città di Goiânia, in Brasile, è stato trafugato un vecchio apparecchio che era utilizzato per radioterapia. È stato rubato da un ospedale. Si calcola che ha contaminato gravemente circa 250 persone e praticamente 4 sono morti, anche tra cui una bambina che è stata sepolta con una barra di piombo e cemento, perché avevano estratto il cesio 137. Abbiamo un sacco di ospedali dove le macchine, ho visto qualche su Urbex, no, che ci sono là le macchine per la radioterapia. Io vorrei capirne di più, perché addirittura dove avevano messo la gente per esaminarla hanno dovuto demolire lo stadio perché era contaminato anche lo stadio e hanno demolito addirittura le case di chi era stato contaminato, perché chi aveva trafugato la testa e aveva estratto il cesio era un demolitore e praticamente si è trovato il cesio che è altamente radioattivo e un po' è andato per terra e la figlia pensava fossero brillantini, no? Ed è morta per quello. E poi questa testa di radiografia l'hanno venduta a un altro demolitore, insomma è successo un casino nell'87 a Goiânia, perché c'erano le macchine abbandonate. Allora io vorrei capirne di più, che non ci troviamo a dover demolire le case perché contaminate da radiazioni. Questo io vorrei capire. Come mai c'è questo menefreghismo che vedi i ragazzi che vanno di notte a visitare gli ospedali con la piglia che chiamano Urbex. Buona giornata! Grazie, anche Claudio ha detto quello che intendeva dire, nel senso che bisogna stare attenti, ecco, questi controlli che veramente anche molto superficiali, oppure non abbiamo i numeri per fare i controlli. Il problema è che poi qualcuno al mattino si alza e decide di fare quello che vuole, tanto qual è il problema? Ecco, qual è il problema, ad esempio, Beppe Vanzelli, anche della cultura? Ecco, l'impegno, soprattutto adesso qui a Treviso abbiamo le grandi mostre, abbiamo Goldin, che non c'è niente da dire, è il re di queste mostre, i numeri che le porta bravissimo. Goldin non li porta nessun altro, però oltre a Goldin ci dovrebbe essere anche un'offerta diversa, un'offerta che poi fa capire l'importanza della cultura nella tua città. Come la vede la situazione? Io vedo l'importanza della cultura soprattutto nel settore educativo, cioè la cultura è il primo scalino per poter permettere ai giovani di migliorare e cominciare a costruire una propria personalità di spessore. Vedo che a livello comunale da nessuna parte riescono a fare nulla, perché se non avendo disponibilità, se non c'è l'intervento di qualche privato che finanzia, sponsorizza, diciamo, c'è grandissima difficoltà. Esiste un tappeto anche nascosto
di prodotti culturali di ottimo livello, anche nella città di Treviso. Le associazioni, tu lo sai benissimo, le associazioni culturali ci sono e nel loro piccolo cercano di muoversi per fornire a tutti diciamo, un punto di riferimento. Però il problema è questo, la cultura è sempre tenuta sotto traccia, perché tanti pensano che con la cultura non si mangi, che con l'arte, con la poesia non si mangi, e invece non è vero che non si mangi. Intanto c'è tutto un settore di persone che con questo, con la cultura vivono, proprio portano a casa il cosiddetto piatto di minestra. Però quello che è il valore aggiunto è aumentare la qualità della persona. Noi dobbiamo pensare che l'Italia è sempre stato un paese povero, spesso dovuto al fatto che era dedito troppo all'agricoltura. Adesso ne siamo usciti soprattutto attraverso la qualità delle persone, perché degli italiani straordinari sono riusciti a tirare fuori un paese dalla palude del secondo dopoguerra ai massimi livelli economici e politici, cosa forse inaspettata, perché era dal tempo del Rinascimento che il paese Italia non arrivava ad essere considerato in questo modo. Adesso stiamo scivolando verso il basso. Io penso che uno degli elementi, oltre alla famiglia di cui parlava l'avvocato Miotto, il settore culturale dovrebbe essere premiato molto di più, cioè cercare anche di dare investimenti nel settore culturale, per cercare di appassionare le persone. I giovani in questo momento, condizionati come sono da internet, che sembra che dia la possibilità a tutti di conoscere qualunque cosa, è uno strumento pericoloso, perché tu devi essere preparato per sapere cosa scegli e cosa preferisci, e per Però, cui la cultura Vanzella, ad è esempio noi fondamentale. sentiamo Pordenone legge, Treviso legge? Beh, a Treviso c'è Carta Carbone, che è una manifestazione simile, diciamo, in qualche modo, ma Treviso legge, sì, so che io passo spesso di fronte alle principali librerie trevigiane, che non sono quelle antiquarie ma sono quelle che vendono libri nuovi, e vedo sempre che sono piene di gente, per cui c'è tanta gente che legge. Non è che il fatto di leggere... Questo è un bel messaggio, vero avvocato Miotto? Non è che il fatto di leggere in sé sia fondamentale, bisogna anche vedere cosa leggi. Adesso viviamo in un periodo, in un'epoca molto consumista, per cui anche l'editoria si è piegata alla produzione di oggetti di consumo, per cui tanti scrittori contemporanei fanno dei prodotti, cioè scrivono dei libri che non sono particolarmente significativi, che non resteranno nella storia della letteratura, però logicamente la possibilità per tutti c'è di leggere. Adesso purtroppo io vedo il problema nei giovani, c'è sempre quel nucleo, quella nicchia di giovani, sì, che vedo che le ragazzine, soprattutto ragazzine che vengono da me, che fanno il liceo artistico o il liceo classico, cercano autori interessanti che so che sono fondamentali per costruire la loro personalità, però tanti si accontentano di vedere le cose su internet oppure in televisione, cioè non è quello il modo di poter arricchirsi. Tu ti arricchisci, io cerco di dirlo anche forse per il mio interesse, vabbè, tu devi leggere, perché leggendo una pagina tu riesci a comprendere quello che stai facendo, le immagini, anche il video su internet ti scorre, non ti ti crea quel substrato fondamentale per la comprensione. Ieri avevo il presidente dei Cimbri del Consiglio, il quale ha detto una cosa importante: noi vediamo subito quando arrivano i ragazzi, le scolaresche, a visitare questa meravigliosa foresta,
è come si comportano i ragazzi, e noi vediamo quelli che si comportano bene che hanno determinati insegnanti, quelli che non si comportano bene hanno altri insegnanti. Allora Giuseppe Vanzelli ha detto una cosa importante: i ragazzi del liceo artistico e del classico sono un po' stimolati forse anche da questi insegnanti a capire che la creatività e chi vuoi diventare la trovi anche andando cercando nella lettura di libri, di certi autori. Il problema è, se io non sono fortunata ad avere quegli insegnanti, come faccio ad arrivare magari a prendere un bel libro da Beppe Vanzella? Maria da Bovolenta, vai Maria! Ciao Mirella. Ciao. E un buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, devo dare la ragione al signore Leone di Tre Bardeleghe. Se non c'eri tu per il mio caso di mio marito, guarda, tutti se ne fregavano. E allora io dico che ci vuole 100.000 Mirelle per andare bene, perché sennò tutti se ne sbattono. Ogni modo è andato tutto bene, grazie a te Mirella, ti devo sempre baciare i piedi, non le mani solo, i piedi. Ecco, ogni modo è andato abbastanza bene, e mio marito adesso sta finendo le terapie, e adesso domani c'è già l'ambulanza che mi portano gratuita. Risolto Maria. Maria non deve ringraziare Mirella, io cerco veramente dove posso, anche se poi si può aiutare. Vede l'avvocato Miotto, quello che ha detto Maria non è per Mirella, ha chiamato Mirella e perciò Mirella si è mossa come sempre, cerco di aiutare, anche sono diversamente giovani, malati tutti e due, capisce bene che l'aiuto deve arrivare. È che noi abbiamo queste persone che possono aiutare, ma non c'è comunicazione tra questi enti che dovrebbero occuparsi di queste cose, perché si passano il cerino. È colpa tua, alla fine la colpa era di questi due anziani che non avevano capito, che non si erano informati. No, ho detto non ci sto mica. Se loro non hanno capito c'è qualcuno che deve farlo e farglielo capire in maniera diversa. E allora si è risolto il caso. Ma le sembra che sia questo il modo di gestire anche questa comunicazione? Che è importante la comunicazione, sapere a chi rivolgersi, come il ragazzo, no? Se io a scuola non ho l'insegnante che mi fa crescere nella maniera giusta, io non arriverò mai a leggere un buon libro, io non arriverò mai a capire che dentro questa figura c'è una creatività che magari io non conosco, ma che qualcuno me la deve far scoprire. E se io non ho la famiglia, abbiamo visto, lei lo sa, avvocato, separazioni a iosa. Il problema sono i figli che non sanno neppure tante volte della separazione dei genitori, lo sanno all'ultimo momento, sbattuti di qua, sbattuti di là. La scuola è all'altezza di questa situazione, mancano gli insegnanti di sostegno. Abbiamo sentito i suicidi dei ragazzi, fanno paura nel 2025, fanno paura, per non parlare degli anziani soli in casa. Ecco, cos'è la famiglia nel 2025, avvocato? La famiglia nel 2025 è qualcosa di molto complesso, spesso un po' lasciata a se stessa, come ha detto giustamente lei. Già l'idea di creare una famiglia, insomma, comporterebbe una presa di coscienza e di responsabilità su un progetto che deve essere portato, che dovrebbe essere portato a termine. Le condizioni per fare in modo che anche questo tipo di consapevolezza possa avere un termine favorevole, diciamo, non sono delle migliori, non aiutano, perché quotidianamente i coniugi e poi comunque i genitori si trovano ad affrontare, appunto, come spesso si trova lei anche giustamente ad affrontare ogni giorno, ad affrontare delle problematiche concrete che rendono tutto molto, molto più difficile. È anche stimolante, ma non tutti magari hanno queste risorse che aiutano a portare avanti quello che è il loro progetto. Quindi quello che dice lei anche in termini di comunicazione e magari di enti, di associazioni che possono essere nel territorio, l'aspetto comunicativo, fare in modo di far comprendere comunque le famiglie che non sono da sole e che possono trovare anche un aiuto, e questo ad esempio è un aspetto molto importante. Però vedi, avvocato, c'è un grande problema, che questo primo ascolto con dei numeri particolari dovrebbe avere, i numeri delle associazioni, il medico di famiglia. Nel momento che questa persona viene dimessa dall'ospedale, che va dal medico di famiglia, che è il punto di riferimento,
questo medico di famiglia dovrebbe chiedere di cosa hai bisogno. Hai bisogno delle medicine, della spesa, di essere portato a fare riabilitazione. Questi sono i numeri che devi chiamare. Lo sa che i medici di famiglia non hanno l'elenco delle associazioni alle quali rivolgersi per aiutare i loro pazienti? E allora di cosa parliamo? Allora noi abbiamo 700 associazioni di volontariato, anche di più forse siamo, ognuno per proprio conto, i soliti noti perché fanno parte del cerchio magico, che vengono invitati a questi convegni importanti, se la fanno, se la godono, nessuno sa niente, gli altri tutto il resto è noia. No. Sono iscritti regolarmente in regione, a RUNTS, perché cambiamo sempre nome ma non andiamo da nessuna parte, e tu devi invitare chi sai, a chi rivolgersi quando hai qualche problema, perché se tutti facciamo tutto, poi troviamo l'anziano morto in casa, il ragazzo suicidato, o sbaglio? Ecco, culturalmente, ecco, veramente il sociale. Cos'è il sociale? Perché il sociale vuol dire cultura, vuol dire esserci culturalmente. Sì, l'associazionismo occupa un ruolo molto rilevante e quello che possiamo dire è che può far da tramite proprio nelle difficoltà che la politica e gli enti non mettono sul piatto, può riuscire a creare quell'elemento di contatto tra l'individuo, tra la famiglia. Ricordiamo che per esempio in provincia a Treviso città, un terzo delle famiglie è composto da una sola persona, che sia una scelta, che sia perché è una persona anziana, questo è un fatto fondamentale, per cui ci dovrebbe essere lo stimolo anche da parte della politica di favorire sicuramente, indubbiamente l'associazionismo, perché è una forma di volontariato non retribuita, alla politica non costa niente, ci sono queste persone di buona volontà che fanno il possibile per mettersi in gioco e chiudere quei buchi che si formano nella struttura tra gli enti, la politica e le persone e le famiglie. Un'altra cosa importante da capire, ecco, questa famiglia che arriva in libreria, una volta quasi sempre erano più i genitori, ecco, il papà che portava questo figlio, ad esempio adesso a Natale, a fare l'acquisto. Quanto importante è l'acquisto di un buon libro, ecco, far capire di una tele. Io racconto sempre Vanzella a quel mio amico che mi ha raccontato che il nipotino di 4 anni erano al bar che facevano colazione e il nipotino che ha detto al nonno: nonno, guarda, quello è un Picasso. Era una tela, era una stampa di Picasso. E no, non l'ha guardato, era proprio Picasso. Ma perché questo bambino che ha 4 anni, mi diceva questo signore, viene accompagnato dalla mamma a musei, a mostre, una mamma che spiega. E il bambino a 4 anni non è così piccolo come pensiamo noi. Lui forse riesce a incamerare molto di più, ecco, percepisce delle nozioni veramente importanti, che a 4 anni distingue la stampa di Picasso. Il nonno era là allibito. Ecco, capisce che forse anche qua l'importanza della sua associazione, le famiglie che devono fare più squadra, più rete, magari chiedere anche a questo bambino cosa hai voglia di fare, dove andiamo oggi, non decidere sempre tu la giornata come deve essere dalle 8 del mattino fino a mezzanotte. Cerchiamo di capire anche la famiglia dove vuole parare, perché non mi sembra che a livello culturale ci siano molti genitori che stimolano questo, o sbaglio? Guardi, Mirella, la ringrazio perché mi offre la possibilità, insomma, anche di dire quello che facciamo anche al centro della famiglia. Il centro della famiglia permette appunto di una cosa secondo me che è assolutamente un elemento indispensabile in questo momento, la formazione, perché anche essere famiglia richiede un certo tipo di formazione e un certo tipo di consapevolezza. Io nel sentire queste parole, insomma, mi sento solo felice nel pensare che ci sono delle persone che hanno a cuore l'aspetto della cultura, l'aspetto della formazione, l'aspetto dell'educazione, perché sono tutti elementi che servono anche a prevenire tutti i problemi che poi invece noi sentiamo. E quindi
la famiglia è anche, sarebbe chiamata, sempre liberamente, anche appunto a prendere questa decisione di formazione, perché anche noi genitori, per quanto sia difficile, siamo chiamati ad essere un esempio e di avere anche un certo tipo di coerenza. Non è facile, perché chiaramente siamo i primi a sbagliare, però l'essere formati, il leggere, avere la possibilità di informarsi, significa avere la possibilità di limitare questi rischi e di avere sempre maggiore consapevolezza, e permette ai figli di capire quanto importante è per la propria crescita il riempirsi di questo substrato culturale che permette loro di essere dei soggetti pensanti, liberi, e avere una capacità critica importante. Avvocato Miotto, quello che vorrei capire, sono genitori culturalmente preparati? Non guardiamo i redditi, lasciamo a parte se sei famiglia, cioè culturalmente queste famiglie sono preparate per veramente capire cos'è un'opera, cos'è la lirica, cos'è un teatro d'avanguardia, cos'è un musical? Guardi Mirella, io da questo punto di vista dico sempre che è anche una questione un po' di fortuna, no? Perché chiaramente non tutti abbiamo la possibilità di avere un cursus honorum anche di studio che ci permette di apprezzare determinate cose. Quello che secondo me fa la differenza comunque insieme alla cultura è l'aspetto della sensibilità di una persona, no? Perché l'intelligenza ha tante sfaccettature, c'è una sfaccettatura che raccoglie l'aspetto culturale e lo arricchisce, c'è una sfaccettatura proprio personale di intelligenza legata a una sensibilità di una persona, quindi chiaramente dipende anche molto da questo. Io vedo tante famiglie, tanti genitori che sono molto sensibili rispetto a queste problematiche, altre che effettivamente non lo sono. Sta un po' a noi, sta un po' alle istituzioni anche la responsabilità da far da collante, per quello che io dico anche l'aspetto di investimento, soprattutto nella scuola, cioè la scuola per il nostro paese, per il nostro futuro è fondamentale, l'educazione, la cultura, aiuta ad essere persone migliori. Sì, però ecco, allora pensiamo a Giuseppe Manzella, nel pomeriggio questa scuola è chiusa quasi sempre, alcune devo dire fanno anche dei laboratori, c'è un inizio di un qualcosa, però io dico sempre che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quel dirigente, io devo avere quello che mi spetta di diritto e crescere. Ecco, perché non cercare anche di allargare alle associazioni di volontariato che si occupano di cultura, ecco, di cercare di far capire a questi ragazzi nel pomeriggio, magari invece di bigolenare per la città, non sanno cosa fanno là seduti ore con sto telefonino in mano perché io li vedo, ecco, cercare di capire che loro non arriveranno mai, sei tu che li devi prendere prima che scappino e dire fermati che ti insegno qualcosa di importante, perché bisognerà pure arrivare a questo, già ne abbiamo pochi giovani, se perdiamo anche questi siamo a posto. Beh guarda, noi siamo stati, parlo di me, una generazione fortunata. Inconsapevolmente avevamo, quando eravamo piccoli, un punto di riferimento che ora, da non credente, mi sono reso conto che era fondamentale, che era l'oratorio. L'oratorio era un punto di aggregazione che ti accoglieva per quello che eri. Potevi essere di qualunque ceto sociale, potevi venire da una famiglia con qualunque idea, però l'oratorio ti accoglieva. Era quello. L'oratorio adesso non esiste più, diciamo, per vari motivi, questa possibilità offerta dalla Chiesa non c'è più. Io penso che qua sarebbe ora che potesse intervenire la politica per creare questo nuovo punto di aggregazione. Questo spazio, che sia uno spazio fisico, che sia uno spazio nel quale magari sono coinvolte le associazioni e che possono aiutare a dare, come dicevi tu, il pomeriggio ai giovani, ai piccoli, ai ragazzi la possibilità di incontrarsi fisicamente, mettendo a disposizione tutto quello che la nuova, volevamo fare a Villa Margherita, no? Quello che la nuova tecnologia in qualche modo offre, però è il contatto, lo spessore dell'offerta è determinante, il fatto del contatto fisico delle persone che si parlino, che magari discutono, che magari litighino, perché chi non litigava all'oratorio, però ti dava la possibilità di trovarti in una comunità, che è uno degli elementi fondamentali per l'Homo sapiens, quello di trovarsi aggregato, magari fin da piccolo, in qualcosa che poi diventa il tuo progetto per il futuro. Che è la sicurezza della famiglia e dei genitori, perché so che mio figlio è là,
so che sta imparando qualcosa di importante, ecco, e soprattutto l'importanza di capire dell'aggregazione, che è fondamentale secondo me, perché per socializzare bisogna che fai aggregazione. Sì, se posso dire, io penso che rispetto ad una volta, adesso viviamo questa bulimia del consumo che ha travolto anche questo modo di aggregarsi. Certo. Cioè, l'aggregazione sta nel consumo, cioè tu consumi per cui fai parte di una comunità. Ecco, bisogna tornare, cercare di darsi da fare per spostare questo ago della bilancia a dei contatti che siano slegati da questo fatto. I miei genitori non mi davano neanche la paghetta a quel tempo, non ti davano la paghetta, non avevo un soldo. Ma cos'è sta paghetta? Ma perché devo dare la paghetta? Io non ho mica capito perché devo dare la paghetta. Magari qualche volta era utile. Sì, vabbè, però sta paghetta, insomma. Non l'avevi, però ti trovavi con gli amici e riuscivi del gruppo a mettere insieme un po' di... con il rispetto anche degli altri, perché certo. Adesso viviamo in un mondo che sta tornando molto violento. Abbiamo avuto la fortuna che per 80 anni qua in Europa fino all'Ucraina non c'erano guerre, però le cose, il vento sta cambiando e bisogna tenere presente anche questo, bisogna far fronte anche a questo. Senta, avvocato, ma non è che forse anche questi genitori rappresentano le famiglie di Treviso, avete dei numeri anche importanti, non è che hanno troppi soldi questi ragazzi, indipendente se la famiglia può o la famiglia non può, perché guardate che, come si parlava prima, uno spritz costa dai 4 ai 5 euro, un drink alla sera costa dai 8 ai 10 euro. E siccome noi li vediamo, allora capiamo che forse c'è qualcosa che il genitore non vuole vedere. Come mai hai la possibilità di fare questo? Come mai hai queste scarpe, hai questa tuta, perché adesso sono tutti uguali, tutti firmati, tutti uguali, voi guardate. Ecco, quanto si dovrebbe accorgere la famiglia che c'è qualcosa in famiglia che non va più, invece che tu non vuoi vedere, cerchi di mettere la polvere sotto il tappeto? Beh, diciamo che i genitori in questo momento hanno un ruolo abbastanza complesso, legato al cambiamento insomma, del modo di vivere la vita anche da parte dei più giovani. Siamo un po' le cavie, io dico la nostra generazione è un po' quella cavia dei genitori che sta sperimentando quelli che sono anche i primi effetti dei cambiamenti legati al cellulare, a un certo benessere e quant'altro, e devo dire che non è per niente semplice. Quindi io anche quando si cerca comunque di imputare magari responsabilità per determinati fatti solo esclusivamente ai genitori, io sono sempre cauto, nel senso che sì, è vero che noi siamo responsabili e abbiamo delle responsabilità, però veramente molto spesso siamo un po' abbandonati e ci rassegniamo insomma, a cercare di fare il nostro meglio. Non è che la vostra Detto generazione non riesce a fare il genitore, cioè non riesce a avere quell'autorità che bisogna avere con il ragazzo? Chiaramente anche su questo possiamo discutere, non esistono diciamo, delle ricette o comunque delle soluzioni magiche o delle risposte pienamente corrette. È vero che potrebbe essere che in alcuni casi magari pecchiamo in termini di fermezza, magari questo sicuramente potrebbe essere anche uno degli elementi che non aiuta in termini educativi. Ma quello che noi cerchiamo di dire anche ai genitori, cioè comunque come li vede questi genitori, avvocati? Hanno bisogno di supporto i genitori. Allora, tanto per farle un esempio, noi parliamo chiaramente, noi abbiamo una scuola di formazione che parte, che si prende cura intanto della coniugalità per un anno, della genitorialità il secondo anno e dell'apertura sociale il terzo. Il secondo anno è dedicato alla genitorialità, ad esempio, no? E molte volte i genitori che vengono nella scuola di formazione hanno proprio questo atteggiamento e sono ansiosi di sapere come possiamo fare, cioè di avere delle risposte, no? Il problema però qual è? Che essere genitori porta con sé l'impossibilità di avere delle risposte precise, perfette, impacchettate, perché poi comunque molto viene lasciato agli stessi genitori e alla propria capacità. Ma tu non puoi, avvocato, chiedere aiuto nel momento che il pero è caduto. Puoi non accorgerti, avvocato, che tuo figlio si droga o che ha fumato le canne? Cara Mirella, allora è più facile non vedere che vedere, perché nel momento che vedo devo fare il confronto, devo metterci la faccia. Se invece non vedo, chissà, sarà una canna passeggera
era poi finire là, no, avvocato, il problema è che una volta avevano il coraggio di affrontare le situazioni, forse erano anche famiglie allargate dove ci sedeva a tavola a pranzo, ecco c'era un dialogo, adesso come diciamo sempre c'è un figlio, sono due, Gesana Vittoria, ma è una grande vittoria, e il problema è che questi ragazzi con chi si confrontano, tutte le case vuote, fino a sera non se ne parla, arrivano i genitori stanchi, stufi, e funziona così. Mirella da Riese, vai Mirella. Buongiorno signor ospiti. Buongiorno. Allora, guarda, parlate di difficoltà delle famiglie, ma che ne è tante difficoltà, ma molte. Per esempio ieri sono stata a un ingrosso di scarpe, perché io è 10 anni che ho lavorato di scarpe, insomma me ne intendo anche, ecco. Sono andata a comprare un paio di scarpe e c'era una signora che è diventata matta per comprargli un scarponcino a suo figlio di 15 anni che era là insieme alla mamma, e lui voleva quel scarponcino, ma quel scarponcino non c'era il suo numero. Allora lui ha fatto una cagnara, un casino, che sua mamma ha fatto perfino le lacrime, ma insomma quel scarponcino costava 160 euro. Ecco, e c'era scontato di 30%. No, voleva quelli non c'era più il suo numero. Allora in cerca di un altro, ecco, gira e qua e là, insomma lui voleva quelli. No, è vero che sono così, hai ragione. No, è vero, guarda Mirella, hai detto, è vero, quando si impuntano non c'è verso, anzi più cerchi di fargli capire che non funziona così, perché è così, sono abituati, non tutti, quelli, parliamo di quelli però, e qua ecco, scuola di genitori, bisogna andare, ma i genitori di una volta anche culturalmente non è che fossero, però l'autorevolezza era una cosa, il rispetto. Su questo punto che dico che il mondo è cambiato, cioè forse, punto di domanda, lo schiaffone può ancora essere utile? Adesso è abolito per legge lo schiaffone, cioè la forma di educazione più rigorosa adesso si può dire che non esista più. Sì. Che sia giusto, che sia sbagliato, perché c'erano casi eccessivi, cioè... Accolgo favorevolmente la provocazione. Io direi che dal punto di vista dei sistemi educativi, fortunatamente c'è stata un'evoluzione, nel senso che positiva. Io forse un tempo vedrei più un aspetto di autoritarismo piuttosto che di autorevolezza. L'autorevolezza è tanto difficile da conquistare, si conquista col tempo e con l'educazione. Lo schiaffone secondo me è molto fine a se stesso. Si può essere, io conterei molto di più sull'aspetto della fermezza. Sai che sono dubbiosa su questo, avvocato. Questi ragazzi qua piace dare gli schiaffoni, allora ci iniziamo magari anche a fargli capire, vuoi che proviamo con te a vedere quello che hai fatto e come hai ridotto il tuo amico? No, perché questi li massacrano di botte. No, questa sì, è la ma lì verità, siamo già in una situazione di degenerazione, diciamo, totale. Ma bisogna fermare questi però. Perché io non posso sentire i ragazzi che hanno paura di uscire di casa perché trovano questi ragazzi, hanno paura di incontrarli. Guardate che sono persone che quei pochi stanno cercando di mettere al muro quei tanti, e attenzione a dire sono pochi ma che sanno di avere la situazione in pugno, perché la legge è dalle loro parti. Fino a 18 anni, vabbè, dai, ti è permesso tutto. Saremo anche stanchi di queste situazioni, perché io ho il coraggio di fermarmi con loro, ma vedo che la gente gira largo quando li vede, ma non sai neanche chi sono perché hai già paura. Abbiamo Adriana da Padova, vai Adriana. Buongiorno Mirella e un buongiorno anche ai suoi ospiti. Buongiorno. Stamattina vi ascolto sempre volentieri. Grazie. E ho sentito delle parole che mi sono piaciute tanto. Ascolto, contatti e risposte. Allora il mio pensiero è corso ai nostri servizi sociali dei vari comuni, che loro, le nostre assistenti, conoscono bene le situazioni di ognuno, perché i rapporti sono personali, quasi si conoscono le famiglie, i bisogni, le necessità, i problemi. E allora non so come mettere in parallelo
il nuovo previsto assetto dei servizi territoriali sociali. Leggendo un po' vedo che saranno costituiti dei luoghi di informazione e di comunicazione, però adesso noi ce li abbiamo questi luoghi perché andiamo direttamente ai servizi sociali dalle nostre assistenti del comune. Cosa succederà? Come saranno costituiti? I comuni si devono mettere d'accordo per fare cosa? Consorzi, cooperative, e quindi viene tolto quel rapporto diretto del territorio, perché si dovrà andare a cercare dove poter chiedere, se si può chiedere, chi sono, anche sconosciuti, perché non si sa che personale si trova, persone che non conoscono la realtà quotidiana di certi nuclei. Ecco, lei, Mirella, ha rapporti costanti con i servizi sociali. Ha capito come funzioneranno? Perché mi hai toccato sto punto debole di Mirella, che sono i servizi sociali, che li cambierei radicalmente, però staremo a vedere, Adriana, quello che sta succedendo, perché al momento non è partito niente, vero avvocato? È tutto fermo, tutto fermo. Ne parleremo in primavera, Maria, se hai la fortuna di avere un assistente sociale che ti segue e che ti parla, ti ascolta, ti tiene la stretta finché le cose non cambieranno, però al momento dirti come funzionerà non si può, perché non lo sanno neanche loro. Ho avuto i sindaci qui, non è partito niente, nessuno sa ancora niente, hanno il terrore certi sindaci perché avranno un impegno veramente importante. Il sociale sarà tolto dal sanitario. Sì. Ecco, Stefani, il nuovo presidente della regione, l'ha detto molto chiaro, è una cosa a cui dice di tenere molto, vedremo cosa succederà. Ma intanto giustamente le parole di Adriana sono importanti, avvocato, perché queste persone è l'unico punto di riferimento che hanno e non è che funzioni alla grande sempre, comunque e dappertutto. Prego, avvocato, perché siamo in chiusura, cosa risponde e come ci saluta? Dico che comunque sì, posso dire che comunque ci sono tanti servizi sociali che fanno il possibile, cercano di operare comunque con quelle che sono le concrete possibilità. È chiaro che però l'aspetto del contatto e della possibilità di avere diciamo, un punto di riferimento per le famiglie è un nodo cruciale, e anche l'aspetto chiaramente comunicativo di cui parlavamo anche poc'anzi. Saluto augurandomi insomma, che prima mi sono dedicato ai giovani e per il futuro insomma, in questa seconda parte invece auguro insomma, alle famiglie che veramente invece possano trovare un po' di serenità e che possano essere ascoltate maggiormente, anche perché l'aspetto emergenziale anche della natalità unito appunto al benessere della famiglia dovrà diventare assolutamente una priorità nel 2026. Grazie avvocato Miotto. Sentiamo come ci saluta Giuseppe Vanzella, scrittore, antiquario, commerciante, artigiano. Io intanto vi ringrazio per avermi accolto qua in questa trasmissione, saluto gli ascoltatori e auguro loro buone feste visto che ci stiamo avvicinando a Natale. E dico che la cosa più importante è sempre il contatto umano, è là che germina qualunque soluzione per qualunque problema, per cui internet è uno strumento straordinario, validissimo, importantissimo, di grande qualità, però bisogna utilizzarlo nel modo giusto. La cosa più importante è restare ancorati ai rapporti tra le persone e alla possibilità che questo contatto dia per sviluppare nei giovani che non ci stanno seguendo, perché spero che siano a scuola in questo momento. Ma magari su smartphone stasera o domani ci guardano. Auguro ai giovani di poter sfruttare questo immenso patrimonio contemporaneo legato al futuro e per creare una propria dimensione. Io ricordo sempre questa metafora che usavo una volta, che regalavo degli specchi agli amici e anche alle amiche, delle cornicette con uno specchio, e io dicevo
apri il pacchetto, buon compleanno, loro aprivano il pacchetto e pensavano che fosse una mia fotografia e invece era uno specchio e gli dicevo guarda, questa è la persona con la quale sarei in contatto per tutta la vita. E penso che sia questo, guardare in se stessi per poter capire verso dove bisogna andare. Allora, non regalare specchi agli avari, perché sai cosa fa l'avaro? Mette tutti i soldi davanti allo specchio e dice quello che si specchia lo do in beneficenza, quello che rimane invece lo tengo per me, perciò non regaliamo specchi agli avari, per carità, perché sennò la beneficenza è solo allo specchio. Detto questo, io ringrazio e saluto i miei ospiti. Grazie. Pubblicità. Grazie. Sul piatto la legge sulla montagna, una dote di possibilità per far tornare la vita nelle terre alte. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli arriva a Belluno, sotto braccio la norma, pronto a chiarire la sua recente dichiarazione. La montagna vive con lavoro e servizi, non costruendo fontane. Fino a che sono arrivato io non c'era il minimo monitoraggio. Non ho quindi la certezza che quelle risorse date le regioni poi siano arrivate a livello dei comuni, né tantomeno come siano utilizzate. E quindi io voglio che quelle risorse vadano in montagna, vengano spese non solo per spesa corrente ma anche per pensare a qualcosa di strutturale che sia in grado di attirare o far restare la gente in montagna. È il debutto della giornata internazionale della montagna a Belluno, si replica venerdì a Cortina nella sede del Collegio regionale dei maestri di sci. Salutano le istituzioni, il presidente Padrin parte dalle potenzialità del territorio dolomitico, troppo facile ammette dare adito alla diceria oramai stantia che dalla montagna parte il solito piagnisteo, però rivendica autonomia e risorse, la trasformazione delle regole del Fondo Comuni Confinanti, l'attuazione della legge sulla montagna, le regole di ingaggio dell'idroelettrico, benefici concreti, mentre dal palco invita il Ministro agli Stati Generali della provincia del 23 e 24 maggio 2026. Sicuramente risorse ne hanno portato anche i collegamenti che sono assolutamente indispensabili. La legge ha cercato di venire incontro a quei servizi minimali per cui la gente resta o se ne va oppure può ritornare in montagna. A partire dalla sanità, dall'istruzione, la famiglia, l'impresa e i giovani che vogliono tornare nelle terre alte. Noi ci crediamo, siamo riusciti ad arrivare dopo 3 anni di percorso a questa legge. Vediamo adesso di metterla a terra e di fare produrre gli effetti desiderati. A sorpresa la prima a Belluno anche di Alberto Stefani nel suo ruolo di Presidente della Regione Veneto, che alla Giornata Internazionale della Montagna rompe il tabù dell'articolo 15 dello Statuto regionale. È assolutamente importante riconoscere la specificità di questa provincia, la capacità di anche dialogare con le altre province. Proprio per questo abbiamo previsto una delega alla montagna, quindi ci sarà un assessorato che tra le deleghe avrà soprattutto quella della montagna, che dovrà quindi confrontarsi in giunta per valorizzare al meglio questa specificità. Allora ringrazio e saluto Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago. Grazie sindaco di essere qui con noi, veramente grazie, un pezzo che non ci sentiamo, ma sono stata in par condicio, stavo benissimo sindaco perché non avevo politici, sono stata benissimo. Però adesso riprendo con i sindaci perché siete nel territorio, gli unici nel pezzo. Allora è rimasto con noi anche Giuseppe Vanzella, antiquario, scrittore, libraio, per capire anche come funziona in montagna, le librerie, i libri, la cultura. Allora come commenta il servizio che abbiamo sentito, Sindaco? La prima parte sulla legge sulla montagna è sicuramente importante perché che venga il Ministro delle Autonomie a Belluno a parlare di montagna è significativo, poi bisogna passare dalle parole ai fatti e capire quanti fondi realmente investirà lo Stato sulle aree montane, perché si parla di 200 milioni di euro per tutta la montagna nazionale, che sono somme molto contenute, devo dire, nel senso che la montagna ha bisogno di finanziamenti importanti che le permettano di sopravvivere o quantomeno permettano ai propri abitanti di continuare a viverla la montagna. E quindi noi speriamo che questa legge sia soltanto l'inizio di un percorso di valorizzazione, di sostegno profondo delle aree montane,
attraverso delle iniziative che possano permettere ai cittadini della montagna di continuare a vivere nella montagna. Si parla anche di incentivi contro lo spopolamento, si parla di sgravi fiscali, si parla di iniziative per la prima casa dei giovani, quindi tutte idee che comunque trovano una citazione all'interno di questa legge, ma che hanno bisogno di strumenti normativi efficaci che possano permettere di dare concretezza alle linee di indirizzo di questa legge. Ecco, quindi io credo che questo sia un inizio significativo, come diceva il Ministro giustamente, che ha toccato appunto l'importanza di una sostenibilità anche dal punto di vista sociale di chi vive in montagna, perché chi vive in montagna ha condizioni di vita più svantaggiate rispetto a chi vive in pianura, ma c'è bisogno di segnali forti in una fase di attuazione di questa legge, che non può rimanere una parola sulla carta, ma deve vedere interventi tangibili, interventi forti, di grande sostegno a favore delle popolazioni che vivono in queste aree depresse, quindi la montagna. Poi si è toccato ovviamente il tema della provincia di Belluno, che è una provincia montana, no? Se no mi cade la linea, come sempre abbiamo Adriano da Tessera, poi continueremo, Sindaco. Vai Adriano. Sì, buongiorno a tutti, buona giornata intanto. Avevo bisogno di dire due parolette perché visto che c'è appositamente un sindaco, noi cittadini cominciamo a essere stanchi di questi scioperi che appositamente voi, che siete le persone votate, intelligenti, che dovete risolvere tutti i problemi delle altre persone, qui ci troviamo davanti, signor Sindaco, di avere un bisogno assoluto di stare un po' tranquilli, in pace, perché capisco i conti non vanno bene di qua, non vanno bene di là, però dobbiamo smetterla. Quando io dico c'è stata tolta la scala mobile, ok, allora io posso darvi un'idea, se volete risparmiare, va bene, di fare 100 euro ogni anno, ok, automaticamente per 5 anni, perché qui abbiamo perso, signor Sindaco, per strada 1.200 euro entrando in Europa. A noi ci è costata cara questa Europa. Allora diciamo, più questo problema, più basta, siamo stanchi, abbiamo bisogno di stare tranquilli quando andiamo fuori. Ogni giorno, ogni venerdì c'è sciopero, basta, siamo stanchi, perché abbiamo il diritto di stare tranquilli come cittadini, ma questa tranquillità aspetta anche voi darcela, cari sindaci, perché sinceramente non state facendo niente per la povera gente, perdono ore di lavoro. Grazie Adriano, non ce la faccio, sennò perché ho anche la puntata corta adesso. Grazie Adriano, ma sei stato chiaro con le tue riflessioni. È il grido di aiuto di tanti cittadini che io sento, ecco, delle persone che veramente che sono stanche, che non riescono più a capire. Prima di rispondere a Adriano, Sindaco, sentirei anche Giuseppe Vanzetti che si è fermato, ecco, per capire la realtà della montagna, ecco, con la cultura, con la storia, con i libri. Noi a Treviso abbiamo questa mostra importante che riguarda proprio anche il sindaco di Asiago, vero Giuseppe? Sì, alla Fondazione Benetton c'è la mostra su Mario Rigoni Stern, che invito tutti i cittadini che hanno un po' di tempo di andarla a vedere proprio in centro a Treviso, che è uno dei rappresentanti della cultura di montagna, espressione della montagna. Io dico sempre, quando vado a fare qualche camminata in montagna, penso alla sofferenza di quelle popolazioni che vivevano in quei luoghi fino a 30-50 anni fa e mi vengono i brividi delle volte pensando, soprattutto d'inverno, a quanta difficoltà avessero avuto. Adesso bisogna anche ringraziare la tendenza al turismo, che in qualche modo ha cambiato, ha stravolto la montagna da un certo punto di vista, è abbandonata a se stessa delle volte anche troppo spesso, e però il turismo ha permesso a tantissimi di rimanere. Il fatto di trattenere i giovani penso sia una priorità, ma penso sia anche di una difficoltà
tremenda e non invidio il sindaco di Asiago per questa problematica. Come commenta, come risponde anche Adriano a quello che ha detto Giuseppe Vanzella. Prego sindaco. Allora, mi fa piacere che sia stata ricordata la mostra che è lì la Fondazione Benetton dedicata a Mario Rigoni Stern, perché è una mostra molto bella che invito tutti a visitare, che mette in evidenza le carte di Mario Rigoni Stern. Cioè, noi abbiamo ereditato l'archivio dello scrittore che è presso Millepini e su queste carte, su questi documenti, i suoi manoscritti, abbiamo costruito una bellissima mostra che parla della storia non soltanto sua personale ma dell'Italia di un certo periodo, del periodo della guerra di Russia, quindi c'è veramente tanto materiale da poter analizzare, da poter leggere per anche capire molto della storia di quegli anni. Quindi grazie anche per averla ricordata, perché noi come amministrazione ci teniamo molto, perché Rigoni Stern è stato un esempio del vivere nella montagna, ecco, e lui nella sua documentazione fa emergere questo forte senso di appartenenza anche alla sua comunità, la comunità di 7 comuni. Tornando al ragionamento di prima sul diritto di sciopero del signor Adriano, condivido che sì, lo sciopero possa anche creare dei disagi, ma che sia anche la rappresentazione di un'Italia che come dire, protesta perché c'è un costo della vita che è elevatissimo, gli stipendi sono rimasti uguali quando siamo entrati nell'euro, e questa è una situazione drammatica che stanno vivendo molte famiglie. Il costo della vita e l'inflazione aumentano mentre gli stipendi rimangono sempre uguali, e quindi le ragioni dello sciopero sono anche giustificate da una situazione che è molto spesso insostenibile per quanto riguarda le famiglie, ma sicuramente questa è la situazione, cioè i sindaci non è che possono fare più di tanto. Ecco, io da sindaco vivo in realtà i problemi delle famiglie che non trovano più le case. Noi abbiamo problematiche gravissime di famiglie che escono di casa, che ricevono lo sfratto e che non trovano più appartamenti in affitto. Questo è un tema sociale che devono affrontare i sindaci, ma che dovrà affrontare prima di tutto l'amministrazione regionale, ma anche il governo dello Stato. Perché? Perché oggi più che mai con la normativa sugli affitti brevi i proprietari degli immobili tendono ad affittare le loro unità immobiliari a persone che non hanno una locazione ordinaria e quindi stanno dentro queste case per poco tempo, sostanzialmente, le locazioni turistiche. Quindi i problemi che devono affrontare i sindaci sono sicuramente molti e variegati. Logicamente non possiamo intervenire su quelle dinamiche che riguardano i costi della vita, cioè lì i temi dell'inflazione e come poter cercare anche di aumentare gli stipendi del personale, dei dipendenti pubblici o anche delle imprese. Lì sono tematiche che riguardano la legislazione nazionale e che sono al centro delle politiche del governo. E purtroppo mi rendo conto di quanto sia vero quello che dice il telespettatore quando noi andiamo a verificare com'è uno stipendio, cioè uno stipendio è rimasto identico a quello di 10, 15, 20 anni fa, mentre il costo della vita aumenta drammaticamente. Però quindi sindaco è anche vero che però noi magari ce la prendiamo con quegli operai che ci rimettono la giornata del lavoro, che stanno cercando di far capire il loro grido di lavoro perché stanno perdendo il lavoro, non ce la fanno più con gli stipendi che abbiamo, e non ce la prendiamo con quella politica che permette a un parlamentare di non presentarsi mai in Parlamento e di ricevere a fine mese lo stipendio. Visto che sono soldi nostri, sarebbe anche il caso di dire che la politica dovrebbe anche muoversi, i cittadini dovrebbero ribellarsi perché sono soldi pubblici. Sono perfettamente d'accordo su questo. Io vorrei che un parlamentare che non ha mai fatto l'amministratore possa prendere il posto di sindaco anche per un solo giorno, prendersi conto di cosa vuol dire andare incontro alle esigenze dei cittadini e capire quelli che sono i problemi dei cittadini. Come dicevo prima, il più grande problema che sto affrontando da sindaco in questi mesi
è trovare una casa alle povere famiglie con bambini che vengono sbattute fuori di casa con ordinanze di sfratto. Cioè, le sembra normale che io devo chiamare le immobiliari del mio paese, mettermi in ginocchio per chiedere trovatemi un appartamento? Ho dovuto lanciare perfino degli appelli sul giornale per avere degli appartamenti per persone che vengono sbattute sulle strade. Vi rendete conto? C'è anche Sindaco, una questione di etica, ma ci sono dei problemi reali. Volevo sapere anche Giuseppe Vanzella cosa chiederebbe a questo sindaco che è nel pezzo, che la cultura lui la respira, ha vissuto con la cultura anche in famiglia, l'importanza anche delle librerie, dei libri, della narrativa anche nelle zone di montagna. Adesso ci sono i mercatini di Natale, tanti oggetti ma pochi libri, poca cultura, se posso dire il vero. Sì, però non solo libri ma anche manifestazioni collaterali, qualunque manifestazione legata alla cultura è benvenuta. Però vorrei tornare un attimo al discorso, permettimi, di quell'ascoltatore che parlava dello sciopero. Ce ne sono troppi. Io devo ringraziarlo per questa cosa che ha detto. Io capisco, però diciamo che la democrazia italiana e la Costituzione italiana proteggono lo sciopero, perché dobbiamo vedere non quello che è l'oggi o qualche proclama di qualche sciagurato politico o dei mezzi di comunicazione, ma dobbiamo pensare anche al passato. Vedi, questo tornare alla cultura, alla storia è importante perché è un punto di riferimento. Dovete pensare agli operai, ai lavoratori, ai braccianti della prima metà del Novecento, del primo dopoguerra, quanto per loro fosse stato fondamentale il diritto di sciopero come possibilità per migliorare la propria esistenza, che è quella che hanno oggi i loro figli e i loro nipoti. Ha risposto velocemente, bravo Giuseppe Vanzella. Cultura, non solo libri ma anche manifestazioni culturali. Cosa dice Sindaco e come chiudiamo? Prego. Bisogno di tanta cultura. Ecco, noi investiamo molto nelle iniziative culturali perché sono anche un volano per l'economia. Però oggi più che mai mi rendo conto che nell'epoca dei telefonini, soprattutto, c'è uno scadimento del livello culturale delle persone, perché se noi consideriamo che le edicole stanno chiudendo, perché ormai non ci si accontenta più, non si vuole più leggere un giornale, ma ci si accontenta, no? del telefonino, delle notizie brevi, no? Cioè la difficoltà di leggere, la mancanza di concentrazione per andare ad ascoltare un concerto di musica classica. Cioè io organizzo eventi qui ad Asiago dove ho poche persone residenti, li faccio prevalentemente per i turisti, quando sarebbero delle opportunità enormi per i nostri cittadini e poter godere di iniziative culturali di altissimo livello come queste. Però purtroppo è il segno di un'epoca che sta cambiando, dove c'è più frenesia, c'è bisogno di notizie brevi, c'è bisogno di leggere e avere la notizia immediata, perché apro lo smartphone e trovo la notizia sul giornale, mi basta leggere il titolo, e quindi c'è un'atrofizzazione del cervello che porta ad uno scadimento anche di quello che è il livello culturale delle persone. Purtroppo di questo me ne sto rendendo conto, perché ogni iniziativa culturale che facciamo fa sempre più fatica ad avere l'attenzione di un pubblico che magari una volta era molto più ampio rispetto a quello attuale. Quindi ben venga investire sulla cultura, ma c'è bisogno anche di trovare gli strumenti per coinvolgere le persone perché possano godere di momenti culturali importanti, ecco, come quelli che offrono le amministrazioni, perché le amministrazioni fortunatamente ancora sanno investire in cultura. E sono delle Sindaco, lei che è nel occasioni pezzo, le do 2 minuti solo per dire cosa ne pensa delle infrastrutture a Cortina, di queste Olimpiadi, ecco, dove sono piovuti milioni e milioni di euro. Veloci, 2 minuti, Sindaco. Chieda a me un commento. Ecco, noi quando abbiamo avanzato la candidatura per diventare la sede dello sci di fondo, c'era stato detto che non potevamo fare il fondo perché era questa un'Olimpiadi low cost, si è usato questo termine, cioè a basso costo e a poco impatto ambientale, perché avrebbero goduto delle infrastrutture già esistenti. Abbiamo visto
che nella realtà non è stato così. Le Olimpiadi sono certamente una grande opportunità perché portano molti soldi, molti investimenti e portano anche grande visibilità, ma hanno anche un impatto sull'ambiente e sul territorio che è notevole e lo stiamo vedendo. E noi siamo stati dispiaciuti di essere stati esclusi per quanto riguarda lo sci di fondo. Ora faremo da spettatori convinti, come siamo, che le Olimpiadi sia una grande opportunità per il Veneto e che al di là di tutte le polemiche devono essere valutate anche per l'indotto e l'economia che creeranno ad un territorio così vasto e così particolare come il nostro. Speriamo che arrivi un po' di neve, che quella ovviamente manca. Qui ad Asiago oggi sono 6 gradi sopra lo zero, temperature assolutamente anomale per questo periodo. Stiamo cercando di fare un po' di neve artificiale per il Natale. La gente arriva comunque tanta perché abbiamo tantissime persone durante il weekend dell'Immacolata. Siamo convinti che abbiamo anche noi una grande attrattività come ambiente anche senza neve. Basta sindaco perché non ho più tempo, ecco, spero ma sa, qualcuno ci ama perché Mi ha fatto piacere rivederla, con Mirella. questo tempo ci scaldiamo meno, risparmiamo un po' di più perché la povertà aumenta, perciò lassù qualcuno ha visto, ha detto meno neve. Ecco, un po' più di sole per queste povere realtà. Grazie veramente, grazie al sindaco Roberto Rigoni, sindaco di Asiago, grazie a Giuseppe Vangela che è stato con noi, abbiamo parlato di tutto. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno, guardate chi l'ho dato. Indovinate dove siamo oggi? In un posto bellissimo, in mezzo alla natura. E chi incontriamo? Fulvio, naturalmente. Fulvio, eccolo qua, arrivata con la sua moto, l'unico al mondo che ha la patente di moto, l'unico al mondo con questa moto. Senza mani e senza gambe, è l'unico che la patente. Avete capito che l'ha aggiunto lui? Io non l'avevo detto. Mi ha detto calma, sì, l'unico al mondo, però senza mani e senza gambe. Allora, cos'è la creatività, Fulvio? Perché bisogna anche essere dei creativi, perché stai dicendo che sei l'unico che ha questa patente al mondo essendo senza gambe e senza mani. Ecco, è la passione, la voglia di vivere che tu hai, perché tu cerchi di fare qualsiasi cosa, qualsiasi sport, sei in piena autonomia. Cos'è la creatività? E cosa vuoi dire a questi giovani che si annoiano, che hanno tutto, fisici perfetti, che non sanno dove andare a parare? Scusa, per me è l'esigenza di continuare cioè, io ho avuto un problema troppo improvviso, quindi è la voglia di andare avanti e quindi o stai a casa seduto o ti rialzi. O ti rialzi. E quanta forza di volontà ci vuole per rialzarsi dopo una tragica esperienza come la tua, da persona perfetta, ritrovarsi senza gambe, senza mani, rivedere un po' tutta la vita perché devi rimetterti in gioco e incominciare una nuova vita anche con nuovi strumenti? Cioè, tante ore, perché io sono partito da zero, sono partito dalle protesi, pattini, moto, sci, quindi tante ore di lavoro ci vogliono e voglia, senza la voglia non ti fa niente. Allora, l'unica cosa che Fulvio, non so se è un difetto o un pregio, è che lui non chiede mai niente, anzi è sempre uno che cerca di dare, di aiutare, sempre positivo. Io penso in tanti anni di non averlo mai visto arrabbiato, ad esempio. Mirella è sempre arrabbiata magari, ma Fulvio mai arrabbiato, ecco, non ha l'orologio, per lui il tempo è una cosa strana, non c'è un orario per mangiare, per dormire, per lavorare, c'è la giornata da vivere, ma nella creatività, perché lui, facciamo vedere cosa hai combinato con questa moto, hai creato qualcosa di nuovo per guidare la moto. Sì, è una cosa un po' complessa, quindi io guido la moto con quasi tutto con la mano sinistra, quindi così freno perché ho il freno sotto qua, non ce l'ho sul piede perché non ho i piedi, questa leva è la leva del freno, la frizione quando io muovo in avanti tiro sia la frizione che il freno contemporaneamente in base all'esigenza, perché se sono fermo facendo questo movimento tiro la frizione ulteriormente, se no la tiro parzialmente solo per fare le curve.
oppure tirando di più il polso della mano cambio la marcia, così vado in prima, o così vado in su. Dopo qui c'erano anche i comandi di fanali e frecce, e dalla parte destra c'è un acceleratore col cam, indietro accelero come le moto normali, in avanti freno, si vede la leva. E la cosa importante non è tanto questo, ma è l'ancoraggio della mano, che io modulo la forza d'ancoraggio come se avessi le dita, semplicemente facendo una minima torsione che non si vede, ma la faccio io girando, facendo questo movimento, la mano si blocca e posso tirare. Se io non faccio quella torsione, la mano esce. Avete capito cosa ha creato? Ma avete capito? Ah, senti Fulvio, adesso facciamo come l'uomo della lavatrice, ti levi i pantaloni e così, e facciamo vedere, vai, nudo Fulvio, vai, togliti i pantaloni e vediamo cosa combini con le gambe, vai. Allora Fulvio si sta spogliando per farvi vedere le sue bellissime gambe. Ma guardate sotto il ginocchio, da sotto il ginocchio togli Fulvio, eccolo qua. E queste protesi se le ha create lui, naturalmente. Possono usare con un calzino normale, perché vedi questo è un calzino che da lavoro, un calzino di spugna normalissimo, dentro è rigido, completamente carbonio, non c'è niente di morbido, e con queste ho fatto 3 maratone di 40 km. Perché dici questo? Perché sei l'unico che porta le protesi 24 ore al giorno. Sì, il tempo, proprio perché non ho le cuffie, non ho cose morbide all'interno, e quindi non ho variamento di volume sul moncone, che il problema della protesi è la variazione del volume. Non avendo la gomma che fa pressione, mantengo, è una cosa un po' troppo complessa da spiegare, comunque è così. Però dobbiamo dire, Fulvio faceva il carrozziere, perciò questa creatività bene o male c'era, però tu hai ripreso una nuova vita, perché è una nuova vita la tua, creando le protesi, cioè da carrozziere hai iniziato a capire che forse dovevi fare qualcosa per te, perché le protesi che ti facevano provare non andavano bene. Perché adesso le usano tutti, perché il sistema che ho creato lo usano in tutto il mondo in questo momento, che è il sistema come costruirle, quindi come creare il calco impressione, che prima di me non esisteva un calco impressione. Avete capito? Poi naturalmente le cose sono andate come sono andate, la storia di Fulvio è conosciuta. Qualcuno ha portato via questo progetto bellissimo, se l'è creato da un'altra parte. Fulvio se ne sta in braghe di te, come avete visto, no? In mutande. Fulvio è rimasto in mutande, ma lui è buono, lui non gliene frega niente, e lui continua invece a creare qualcosa che in futuro rimarrà, che qualcuno copierà, per migliorare anche questa camminata e soprattutto questa voglia. Guardate, lui fa qualsiasi cosa, e penso sia una cosa importante far capire, ecco, cosa vuoi dire a quei giovani, Fulvio, che sono in un letto d'ospedale, magari in riabilitazione, che pensano che la vita sia finita, che non ci sarà più un futuro, perché vedersi senza gambe, senza mani, in sedia a rotelle non è semplice per un ragazzo di 18-20, penso neppure per uno di 40-50. Cosa vuoi dire a queste persone? Anch'io, quando io sono stato un periodo in sedia a rotelle, ma non, cioè, tornavo alle 2 di notte a casa. Ma sempre, anche quando ero in ospedale a Padova, andavo via di notte all'ospedale. Andavi via di notte? Se stai fermo, c'è detto, dice, chi si ferma è perduto, se ti fermi basta. La tua mente, cioè, non vedeva Fulvio ammalato, vedeva Fulvio come era una volta? Sì, è quello il problema, che non ti ricordi che passano gli anni, eri sempre col cervello un po' indietro, ma basta ricordarselo ogni tanto. Anche a Mirella è così, perché non andiamo d'accordo mio e Fulvio, perché così, cioè, non riusciamo a capire che non abbiamo più 15 anni, sì. Che ne sentiamo 10, vero Fulvio? Però, finché va. Finché va, vero Fulvio? Allora, siccome il Babbo Natale mercoledì arriva al banco, ma la Mirella fa Babbo Natale oggi, allora questa
è una busta per te, per la tua creatività, Fulvio, dalla grande famiglia di Sveglia Veneti. Ecco, se vuoi aprirla, grazie. Apriamo. Non c'è niente. Lui scherza sempre, vedete? Eccolo qua. Questo è l'assegno per la creatività di Fulvio, perché se lo merita veramente, guardate. Bisogna anche premiare le persone che credono in se stessi, che credono nella vita. Questo è un esempio che a mio avviso va veramente valutato e approfondito. Chi ha quasi metà corpo riesce a sorridere, a non arrabbiarsi, a essere positivo. Chi ha tutto invece si annoia e sta combinando di tutti i colori. Ecco, come saluti la grande famiglia? Che buon Natale vuoi fare? Buon Natale a tutti, felice anno nuovo. Prossimamente. Ascolta, e alla mamma fai un buon Natale alla tua mamma. La mamma. Dai. Io l'ho conosciuta la mamma, è come lui, Cosa vuoi dire alla mamma? Non è che ci vediamo spesso. Dai, cosa vuoi dire alla mamma? Cosa vuoi dire? Auguri, buon Natale anche a lei. E adesso Mirella salirà con Fulvio che mi accompagnerà al banco solidale, perché sono appiedata naturalmente con la moto e con l'unico uomo che ha la patente al mondo di motocicletta senza mani e senza gambe. E vai!